Ringrazio tantissimo il maestro Angelo Giacomazzi di essere qui con noi, ringrazio anche i miei ospiti, sia il vicepresidente dell'Associazione Italia Nostra Romeo Scarpa, che il presidente Next Treviso Nicolò Dogà, un giovane, perciò abbiamo tutti e tre gli ospiti questa mattina, però volevo dirvi perché ho aperto con questa bellissima orchestra, che ringrazio tantissimo il maestro Giovanni Vello che mi ha mandato questi video che farò vedere al mattino, che dedicherò a voi, ma soprattutto li dedico a quelle fragilità. Avete visto la mascherina? Prima Romeo Scarpa mi ha chiesto: hanno la mascherina? Sì, ho voluto la mascherina, perché praticamente sarebbero tutte quelle persone che non hanno voce, che sono le fragilità. Queste fragilità che hanno non una mascherina, 10, che non le lasciano parlare, che non riescono a fare strada nella vita, anche se hanno tutte le potenzialità, perché non si fidano, hanno paura di queste fragilità, mettono paletti, non sono all'altezza, eppure hanno diplomi, posti di lavoro. Vi ricordate Chiara Irceni, questa scrittrice, questa poetessa che ha detto: io sì ho un posto di lavoro ma non riesco a fare strada, mi lasciano là in un angolo, io avrei voglia di salire la scala perché so di avere le potenzialità. Ho cercato di invitare i sindacati, ma anche loro sono ascoltati poco, non hanno voce, parlo di tutti. La politica sente ma non ascolta, tutta parlo, perché non è un problema di oggi, è un problema che ci trasciniamo da tanti anni. Le persone ammalate, le persone che hanno bisogno di visite, ecco, queste visite che costano tantissimo perché devi andare nel privato, nel pubblico funziona così e così, perciò voglio sentire anche cosa ne pensa il dottor Angelo Giacomazzi, chirurgo senologo, di questo tumore purtroppo che inizia a colpire le fasce più giovani, tanto è vero che lo screening fino a 50 anni lo fanno ogni anno, non più ogni 2 anni. Dobbiamo coinvolgere anche gli uomini, ecco, non deve essere sempre la donna in prima linea, noi vogliamo anche gli uomini, ma perché parliamo sempre noi donne? Dovete parlare anche voi, starci a fianco, cercare di farci salire queste scale, perché nella stanza dei bottoni abbiamo tantissimi uomini e poche donne. Allora inizierei proprio dal dottor Angelo Giacomazzi. Allora, dottore, cosa mi dice? Com'è la situazione e cosa vede dal suo importante osservatorio? Prego. Buongiorno, grazie dell'invito. Io faccio parte, oggi ci sarebbe da parlare soltanto di Gaza, però ci sono tanti altri argomenti e non si può focalizzarsi solo su Gaza, perché hanno buttato delle sostanze urticarie sulle barche e hanno anche danneggiato degli alberi su acque internazionali. Comunque l'argomento di cui lei mi chiede di parlare è un argomento di sanità e io ne approfitto molto volentieri. Io faccio parte di un coordinamento di comitati veneti di tutte le province a difesa della sanità pubblica che sabato a Venezia alle 10:30 fa una manifestazione regionale chiedendo ai prossimi candidati alle elezioni regionali di occuparsi di 5 cose essenzialmente, ma una di queste è quella che ha citato lei. Allora, se lei mi permette, io le citerei queste cose su cui chiediamo che questi futuri consiglieri regionali si occupino. E in pratica si devono occupare di prevenzione, perché la prevenzione è assolutamente necessaria e importante. In Italia si ammalano 1000 persone al giorno di tumori, 385.000 l'anno. Se ci fosse la prevenzione, il 40%, cioè 400 persone al giorno, non avrebbero cure drammatiche, non avrebbero dolore, non avrebbero mutilazioni, non avrebbero ricoveri, sarebbe un trattamento minimo quando la malattia è in situ, quando la malattia è iniziale, quindi è assolutamente importante la prevenzione e gli screening che lei giustamente citava. Poi dopo bisogna essere sani, ma bisogna essere sani in un ambiente sano. Si parla sempre di più di home health, cioè vivere sano in un ambiente sano, quindi bisogna fare attenzione anche anzi a recuperare quello che abbiamo danneggiato nel territorio. Poi c'è l'altro argomento, è quello della garanzia di accesso alle cure, le liste di attesa, che anche se venne sottovalutato questo argomento,
basta chiedere un'ecografia e vedere quanto si aspetta se non si va al privato. Poi c'è il problema dei posti letto che sono sempre diminuiti, soprattutto nelle zone disagiate, dove la gente non può accedere se non facendo 70-80 km ad ospedali decenti. Poi c'è il problema della carenza dei medici di base e la gestione delle case di comunità. Le case di comunità, che sono questi sarcofagi che rischiano di essere vuoti perché sono con poco personale, sono da gestire, sono da programmare meglio. E poi l'ultimo, che è quello che lei citava, il sostegno alla non autosufficienza e alla fragilità. A questo proposito, sul primo argomento, a Campo San Piero, il giorno dopo, cioè domenica 5 ottobre, ci sono 15 gazebo di professionisti che offrono consulenze sulla prevenzione, fanno dei piccoli trattamenti e fanno delle consulenze. Ci sono dermatologi che parlano di melanomi, ci sono urologi che parlano del cancro del testicolo giovanile da FAS, flebologi, ginecologi che parlano del papillomavirus, cardiologi che insegnano a usare il defibrillatore, misurazione dell'udito, perché anche questa è prevenzione, nel senso che un abbassamento dell'udito crea isolamento, soprattutto negli anziani, e l'isolamento porta a una precoce insorgenza dell'Alzheimer e del Parkinson, oltre al fatto che noi ci occupiamo anche dell'health, cioè dei danni ambientali, e ci sono degli studi realmente approvati e ormai pubblicati che dicono che ci sono 10 grammi, non 10 milligrammi, 10 grammi di microplastica in ogni cervello, e questo pare che, siccome non c'era 50 anni fa, e 50 anni fa non c'erano tutti questi Alzheimer e tutti questi Parkinson, pare che sia correlato con l'insorgenza di questo. Ho parlato troppo? No, non ha parlato troppo. Io invece la ringrazio, dottor Giacomazzi, anche per la semplicità con le quali spiega le cose. Lo chiedo sempre ai miei ospiti, perché abbiamo anche diversamente giovani a casa che hanno tutto il diritto di capire quando parlano gli ospiti. Perciò veramente la ringrazio anche per questa veramente semplice esposizione che ha fatto su temi così delicati e così difficili anche da spiegare. Allora, io andrei proprio da Nicolò Dogao, presidente Next Treviso, questi giovani e questa società. Ecco, io continuo a spingere, nel senso che le donne si curano, ecco, vanno molto velocemente, anche direi dal ginecologo, mentre voi fate molta fatica. I dati che ho sono dati ufficiali. Ecco, la figura maschile fa ancora tanta fatica a curarsi. Mino vo combatta, è il famoso detto. Però voi siete giovani e soprattutto, a mio avviso, anche nelle scuole deve entrare ancora di più questa comunicazione per il rispetto del vostro corpo. Voi dovete avere rispetto del vostro corpo. Però noi possiamo arrivare fino là, possiamo mettere esperti, però siete voi dopo che dovete dare voce, parlare tra di voi con il vostro linguaggio, perché vedo che molti di voi ragazzi non rispettano il proprio corpo, si curano poco, se ne fregano. Cosa vedi tu? Come parlare a questi ragazzi? Perché sono molto chiusi, facciamo fatica a interloquire con loro, e hanno ragione, non li abbiamo più ascoltati. Certo. L'unica voce che hanno è quando manifestano. Poi vorrei sentire anche cosa ne pensi delle manifestazioni che abbiamo visto. Ecco, questi giovani, perché erano tantissimi giovani, li abbiamo visti, nelle barche ci sono i giovani per portare aiuto. Ecco, prego Nicolò. Allora io mi ricollego anche a quanto ha detto il chirurgo Giacomazzi. Il problema dal punto di vista nostro, diciamo, giovanile, è un problema che rientra non solo nella nostra categoria, ovviamente, anche in tutta la fascia della popolazione, come accennava prima. Il problema nostro, come lei diceva adesso, è che noi giovani dobbiamo considerarci di più
Dammi del tu, perché ci siamo sempre dati del tu, vai tranquillo. Dobbiamo considerarci ovviamente di più, noi stessi come persona ovviamente, e questo si vede in tutti gli avvenimenti che stanno succedendo anche a Gaza in questi ultimi ore e giorni. Dal punto di vista nostro, personale, di Next, che è l'associazione, insomma è un movimento giovanile per chi non conosce, che abbiamo fondato dopo l'esperienza di rappresentanza, perché la partecipazione è importantissima dal punto di vista giovanile e che manca, cioè è critica, quindi dovrebbe esserci molta più competitività da questo punto di vista, cioè più associazioni e più movimenti che possano contribuire e confrontarsi per anche trattare questo tipo di tematiche. Quindi Next in particolare si pone anche questo obiettivo, quindi la sanità è un tema importante, importantissimo, come diceva prima, le liste d'attesa, la prevenzione, sono concetti veramente importantissimi dal punto di vista di welfare anche del nostro paese, e che se noi giovani in primis non ci mettiamo e non affrontiamo, difficilmente riusciremo a risolvere concretamente questo tipo di problemi. Quindi l'importante, che io sottolineo sempre dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di Next, è di avere concretamente la possibilità di dialogare con l'ospedale, faccio un esempio, le entità amministrative del territorio, per dialogare insieme e risolvere quello che possiamo fare. Anche perché, e concludo, dal punto di vista nostro, se noi giovani non ci mettiamo in campo oggi, sostanzialmente, è brutto da dire, ma chi ci sta guardando, i nostri nonni che oggi Salutali intanto, bisogna salutare queste pietre preziose che abbiamo la fortuna di avere. Hai detto la parola giusta, pietre, volevo proprio dire questo, che sono stati e sono la pietra fondamentale del nostro paese, perché senza i nonni che 50 anni fa hanno costruito le case, hanno aperto le attività industriali, oggi noi non facciamo niente, cioè noi nel senso giovani dovremmo metterci, dovremmo avviare attività, dovremmo contribuire, perché fra 50 anni chi è che lo fa? I nostri nonni sicuramente hanno contribuito tanto, però e noi saremo nonni anche noi fra 60 anni, 70 anni. Allora, già che abbiamo parlato di questo, prima di dare la parola a Romeo Scarpa, io inviterei per cortesia la provincia, spero che arrivi questo messaggio, di lasciar passare, oggi è mercoledì, è il giorno di distribuzione del banco alimentare all'interno della provincia, l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico, di far passare quelle persone che arrivano con le macchine, quei cartocci che hanno, poveretti, oppure che qualcuno li accompagna perché sta diluviando e più di qualche volta le mandano indietro, non le lasciano passare. Ecco, trovo scandalosa questa cosa, è un banco alimentare, siamo 2 volte alla settimana, il martedì per prendere e il mercoledì per distribuire, perciò io faccio questo appello questa mattina: lasciate passare queste persone che arrivano con qualche mezzo oppure accompagnate da qualche vicino, ecco, lasciano la carta d'identità, più di così, perché non riesco a capire dove qualcuno vuole parare. Prima i nostri, se questi, visto che abbiamo parlato di pietre preziose, scusami se l'ho detto e ho fatto questo appello, ma lo trovo di un'inciviltà incredibile, visto che alla guida sono le persone che dicono, ecco, che sono molto attente, ecco, noi siamo in queste condizioni, lo dico pubblicamente perché non ne posso più. Allora, Romeo Scarpa, iniziamo a dire cosa ne pensa lei, ambiente, perché qui si parla di ambiente, mi sembra che il dottor Giacomazzi e anche Nicolò Dogau ci tengono molto a questo, lei si batte da una vita per questo, prego. Allora, sì, mi compiaccio con il medico, perché vedo che il ragionamento che fanno anche i medici ovviamente è un ragionamento complesso, è un ragionamento che è il ragionamento di Papa Francesco sull'ecologia integrale, cioè ovviamente tu non devi arrivare a curare le persone quando sono già ammalate, conviene a tutti, in primis ai medici che sono sempre meno, e gli infermieri che poi dopo il Covid dovevano essere premiati, dovevano essere riconosciuti, e invece mi pare che la categoria resti ancora una categoria che è oggetto di violenza, è oggetto di particolare risentimento da parte, voglio dire, della popolazione, che dovrebbe solo ringraziarla. E quindi la tutela dell'ambiente diventa fondamentale. Allora, su questo noi come associazione, come Italia Nostra, siamo sempre stati, continuiamo a essere in prima linea, perché ovviamente l'ambiente sano riduce le malattie, e questo l'hanno capito tutti.
Però devo dire che c'è un grande fraintendimento sull'uso delle parole, perché molto spesso si cerca, per esempio questo del Sant'Artemio, che non si entra in macchina, saranno 10 persone che devono entrare? Metti anche 20? Metti anche 20, voglio dire... Un quarto d'ora al massimo? Non credo che crei un disastro, mentre a Treviso non si riesce a pedonalizzare la città, che voglio dire entrano ben più sul PUT, ci sono 40.000 macchine, quindi c'è questa doppia misura, doppio standard in cui si è rigidi con i poveracci e si diventa inflessibili, cioè si è inflessibili con i poveracci, e mentre quando c'è il rischio di una protesta che fa male al politico, tutto silente, perché i poveracci cosa saranno? 20 che votano, se ne frega niente, quindi li lasciano fuori. Allora, questo per dire che secondo me i giovani non solo dovrebbero arrivare, a dare nuove idee, perché noi abbiamo un mondo che è in mano a novantenni, ottantenni, con ragionamenti che un giorno sono bianchi, un giorno sono neri, abbiamo visto ieri sera all'Assemblea Generale dell'ONU. Quindi la speranza è che giovani generazioni, io poi non parlerei di competitività, ma parlerei di più idee che collaborano tra di loro e si confrontano, perché la nostra civiltà si basa sul confronto di idee diverse. Allora, io molto spesso vengo accusato dalla politica, dagli assessori all'urbanistica, di avere dei pregiudizi. Io non ho dei pregiudizi, ho delle idee e queste idee le difendo. Se c'è una cosa che ho sempre detto che non andava bene, la dico che non va bene, sia quando c'è il centro-sinistra, sia quando c'è il centro-destra. Quindi, bisogna ritornare a mettere in chiaro le cose. Io non ho amici o nemici da un punto di vista personale. Ho degli avversari che propugnano delle cose diverse. Quando mi si dice che si fa una nuova strada come il quarto lotto in comune di Treviso, che serve che risolverà i problemi del traffico, si dice una fesseria. Si consuma del suolo, anche se non se lo si consuma, e si contribuisce ad avere maggiore inquinamento. Questa cosa non si può dire che va verso una ecologia della città di Treviso che merita di essere premiato, è contraria. Quando poi un'altra cosa che non c'entra con l'ambiente, però mi fa molto pensare, è che travisiamo ormai il senso delle parole. Cioè, io sento molto spesso dire dobbiamo acquistare più armi perché dobbiamo prepararci a fare la pace. Ma io non ho mai sentito questo ragionamento. Io capisco che se acquisti più armi avrai meno soldi per la sanità, meno soldi per la scuola, meno soldi per il resto. Questa cosa, anche nella politica regionale, ricordo che nel bilancio regionale l'84% del bilancio è sanità. Quindi la sanità è in mano ai politici regionali che andremo a votare. Allora, dire che l'Italia spenderà il 5% del suo prodotto interno lordo o è una fantasia tanto per dire, oppure significa che andremo tutti dal medico privato. Allora, io me lo posso permettere perché ho un reddito molto alto, ma conosco tantissime persone che fanno tanta fatica. Io ho un fratello che è in una comunità di disabili, la comunità Bambù di Spresiano, perché è un paziente psichiatrico con altri 13, e vedo la fatica che fanno gli operatori, perché pur essendo convenzionati, pur essendo la comunità che si struttura, sono pochi. Cioè le risorse che vengono messe per aiutare queste persone lì, con 13 persone in quelle condizioni di gravità, dovrebbero esserci 3 operatori, non 2 e 1 la notte. Però siamo ridotti che tagliamo su queste cose. Per comprare cose di 2 Kalashnikov li porterò a mio fratello i Kalashnikov, così dopo sarà lui che va a usarli. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, poi ritorniamo dal dottor Giacomazzi perché è molto importante. È uno spettacolo dedicato a Tina Anselmi, questa persona meravigliosa, dottor Giacomazzi, che io nomino spesso, perché lei riusciva a capire
quali erano veramente i problemi da risolvere, era vicina alle persone, lei sì andava a Roma, ma poi quando ritornava andava nelle piazze a incontrare chi l'aveva anche eletta. Io devo dare riscontro di quello che faccio a Roma. Tornava con carte importanti che si era portate, cioè lei aveva questa visione, per me era un illuminato, non c'è niente da fare, e che soprattutto sulla sanità. Perché non è che la sanità abbia funzionato bene gli ultimi 5-6 anni. La sanità in Veneto ha sempre funzionato bene, anzi, eravamo i primi anni che nessuno ve lo raccontava, ma eravamo i primi. Non mi sembra che adesso, per carità, non dico che non funzioni, dottor Giacomazzi, ci mancherebbe. Però questo privato comincia un po' a preoccuparmi, perché hanno fatto le case di comunità, ma mancano le figure, e chi se ne frega del cemento e del letto d'oro se dopo non ho un medico, una squadra, perché ci vuole una squadra, infermieri, addetti ai lavori, OS e tutto quanto. Come vede lei la storia, dottor Giacomazzi? Andiamo a vedere il servizio e poi commentiamo. Lo ha detto spesso durante la sua carriera politica, è che la democrazia è un regime difficile perché implica la scelta di coloro che vi partecipano. Ed è proprio La scelta, il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì al Teatro Remondini di Bassano del Grappa, tratto dalla Giovane Tina Anselmi di Mauro Pitteri. Una figura, quella della prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro della Repubblica Italiana, estremamente legata al territorio bassanese. Era studentessa alle magistrali presso l'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, e lì ha avuto l'esperienza di avere come compagna di classe la sorella di Lino Camonico, un partigiano che è stato ucciso durante la rappresaglia sul Grappa ad Arsiè. Lo spettacolo teatrale è stato realizzato in collaborazione con la CISL di Vicenza. È stata una nostra iscritta, fondatrice della CISL, impartendo valori antifascisti come molti altri, Pastore, Cengerle, nostri padri fondatori che oggi rivivono in questa ricerca, in questo spettacolo. Il sipario, che si alzerà alle 21, vuole dare un messaggio importante anche e soprattutto alle giovani generazioni. Per scegliere bisogna essere informati, bisogna sapere, e soprattutto lei si rivolgeva alle ragazze dicendo loro che se oggi hanno quei diritti è che perché tante ragazze come lei all'epoca, 17enni, avevano partecipato alla resistenza, e soprattutto diceva loro che le conquiste non sono mai definitive e che soprattutto alle ragazze nessuno avrebbe mai regalato nulla, e quindi bisognava continuare a impegnarsi in quello che era il loro principale obiettivo, l'emancipazione. Abbiamo in linea Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal dottor Giacomazzi. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. I discorsi che sei venuto a fare sono tutti interessanti, però ai giovani avremo da dare l'opportunità di esprimersi, no a condannarli qui fa un sciopero o qui fa una roba contro la natura. Contro la natura mi fa da ridere. A Cortina, in zona montagna di Cortina, cosa fai? Mette posto la pista del bomb e la montagna caccia ogni venere di un tocco. Ma dove siamo arrivati? La prevenzione, quello che l'ha detto il dottore, parole sante, tre volte più di chi il dottore ha, perché lì è verità, ma è prevenzione, Mirella, è una roba, non so se è studio qua Boario, che sia la parola, perché per metterti in contatto, per fare prevenzione, è un'utopia, come ti fa? Come ti fa a telefonare un ospedale che ti dà l'appuntamento fra 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi? Come che ti dici una volta la sanità del Veneto ed era un'eccellenza in Italia, funzionava completamente tutto, anche a marcia dentro. Ma non è colpa dei dottori, degli infermieri, è colpa dei politici. I politici adesso, ti promettono quello che ti vuol dire, perché le votazioni, ti promette anche la luna se ti vuoi. Ma di cosa ne mi cerca? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, sei stato chiarissimo anche questa mattina, ma come vedi ho 3 ospiti anche questa mattina. Dottor Giacomazzi, a lei il commento. Allora, intanto grazie di aver citato
questa donna straordinaria che proprio dalle nostre parti a Castelfranco Veneto nel 1948 si è inventato questo sistema sanitario universalistico, cioè per tutti, è gratuito per tutti, che è una cosa che adesso tutto il mondo sta cercando un po' di imitarci. Noi eravamo la sesta, nel Veneto, la sesta sanità del mondo, non d'Italia, la sesta sanità del mondo 20 anni fa. E chiaramente la responsabilità non è di chi ci lavora, ma chi l'ha gestita. C'è anche la consapevolezza del fatto che è stata privilegiata assolutamente una sanità alternativa, una sanità a pagamento, perché c'era la falsa informazione che la sanità pubblica non ce la potevamo permettere, cosa che non è assolutamente vero. Vabbè, ogni modo, io volevo ribadire questi due appuntamenti a tutti i suoi ascoltatori che sono molto attenti e la seguono molto affettuosamente. Cioè, sabato alle 10:30 a Mestre c'è questa manifestazione regionale di Covisap, Coordinamento Veneto Salute Pubblica. Mettiamo la locandina? Sì, Eccola che qua. può... serve serve soprattutto per intimidire i candidati alle elezioni regionali e chiedere loro degli impegni su questi 5 argomenti importanti. Il giorno dopo, Fondamentali, invece, grazie. Devo andare avanti perché ho una telefonata, poi ritorniamo tranquillo, dottor Giacomazzi. Andiamo da Venezia a Verona. Sandro. Ciao Sandro. Buongiorno a tutti. Io Buongiorno. vi dico 3 robe. Mi sente? Sì, bene. Ecco. Vi dico solo 3 robe. La sanità è andata in calo perché la signora Lorenzetti ha chiuso più di 28 ospedali. Primo. Secondo, il casino che c'è stato a Milano, hanno preso 4 persone. 2 sono minorenni e 2 donne, sono già in libertà, sicché lì i magistrati sono complici di questi casini che vengono fuori. Un'altra roba, quando fanno questi cortei, che succede dei malani, devono pagare a chi vuol fare, come si dice, i cortei. Uno che vuole fare il corteo si prende la responsabilità e dopo i danni deve pagare, non che paga sempre l'italiano. L'italiano buono deve sempre pagare. Un'altra roba, io se fosse nella polizia, quando tirano quelle robe lì, cartoni, sassi, io li sparerei nelle gambe a bassa quota. Vedrai che smettono di fare quei casini. Sandro, scusa se ti faccio una domanda. Quanti anni hai? 75. Avrei giurato. Allora, ho indovinato anche l'età che hai. Grazie Sandro, hai fatto le tue riflessioni. Allora Nicolò, come commenti quello che abbiamo sentito, anche l'ultima telefonata? Sai perché ho chiesto l'età? Perché trovo che siano proprio i diversamente giovani, quelli che hanno provato anche la guerra, la miseria, non la povertà che è un'altra cosa, che sono i più arrabbiati. E non possiamo neanche dare tutta loro la colpa, perché le notizie che arrivano, e l'ha detto chiaramente, tanto è vero che il dottor Giacomazzi sorrideva, vuol dire che i numeri non sono quelli che ha detto Sandro, però bisogna capire che numeri abbiamo, perché ormai diamo i numeri, perché ognuno li dà dalla sua parte, bisogna vedere però che numeri dà. Prego Nicolò. Mi ricollego sul discorso che faceva adesso l'ascoltatore, ma allora se vogliamo parlare di Gaza, di quello che sta succedendo ed è successo nei giorni scorsi a Milano, ma anche a Marghera, insomma, sono state manifestazioni. Io mi sono sempre fatto una domanda, cioè il problema è veramente grave, quello che c'è nel mondo, ma non solo a Gaza, Ucraina, con la Russia, siamo in una siamo in una tensione geopolitica non del tutto buona. Quello che mi sono chiesto è, la manifestazione è legittima perché ovviamente è un libero concetto di espressione e sono d'accordissimo, però
oggi a Gaza sono morte meno persone dopo la manifestazione, dopo aver rotto la stazione di Milano, dopo essere andati a Marghera a bloccare la tangenziale. Io ho letto c'era un ragazzo all'università che doveva andare al suo primo giorno di università e non è potuto andare perché c'erano le manifestazioni. Quindi io sono d'accordissimo sul concetto, sul fatto di manifestare e tutto quanto, però allo stesso tempo gli stessi che si manifestano per una libera espressione poi impediscono agli altri, come diceva l'ascoltatore, di effettivamente poter usufruire dei servizi. Cioè questo è un problema anche, cioè voglio dire, manifesti per la Palestina, ci sono problemi anche in Italia, stiamo parlando adesso della sanità, perché non protestiamo per la sanità? Romeo Scarpa. Io sarei in disaccordo sia con Rinaldo sia con Nicolò, sì, con Sandro che con Nicolò. Allora, il diritto di manifestare è un diritto sacrosanto, è garantito dalla Costituzione, e chi organizza i cortei già si assume delle responsabilità, molto spesso ci sono dei servizi d'ordine, nulla impedisce però che ci siano delle frange, voglio dire, estremiste. Allora, vi devo dire che io ho partecipato a una manifestazione a sabato a Mestre, assolutamente pacifica. La maggior parte delle manifestazioni è stata con famiglie, donne, bambini. Stiamo parlando di 4 imbecilli che hanno fatto delle devastazioni. Allora, stiamo anche parlando però di un problema dove ci sono 60-70 mila morti, dove abbiamo in diretta questo strazio quotidiano, dove stanno discutendo se riconoscere uno Stato che non esiste, perché ormai lo Stato di Palestina non c'è. Cioè, voglio dire, noi stati occidentali abbiamo consentito a una pseudodemocrazia, perché ricordo che Israele tu sei cittadino solo se sei ebreo, cioè come se io dicessi che in Italia sono italiani solo quelli che sono cattolici e tutti gli altri sono secondo ordine. Quindi abbiamo un problema con il popolo ebraico, ma non perché, voglio dire, siamo antisionisti, perché in questo momento il suo governo sta commettendo quello che credo quasi tutti ammettano che sia uno sterminio di massa, chiamatelo come volete. Allora, su questo, io mi ricordo che a Roma, ho sentito che a Roma in tangenziale applaudivano, che cosa molto rara. Allora, certe volte ci sono delle situazioni che meritano un intervento. La violenza, per me, dovrebbe essere tolta. Anche però la violenza e anche i fatti che succedono molto spesso bisogna stare attenti, perché adesso ci sono questi droni che volano dappertutto nei cieli, non si sa di chi sono, chi li ha mandati, da dove sono, salvo quelli sulla flottiglia. Allora anche qui ricordo che molte guerre nel passato sono nate per falsi motivazioni, cioè le pistole fumanti di Bush che ha invaso l'Iraq non esistevano. Allora, su questo io direi che ci vuole molta calma e bisognerebbe passare invece che dal regime della forza, perché oggi governa la forza. Trump dice che siamo tutti dei cretini, ci impone dei dazi, Netanyahu fa quello che vuole, Putin anche, in Africa, in Sudan si ammazzano, che è un piacere. La diplomazia è morta e l'ONU, che dovrebbe essere, viene criticata da Trump, che è il primo che la blocca. Abbiamo Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Salve Mariella e i suoi ospiti. Senta, io le volevo chiedere un attimino alcune cose riguardo sulla sanità. Io ad esempio dovevo subire un intervento alla recoscopia. Chiaramente a giugno non potevo perché ero infiammata, avevo un'emorragia e tutto quanto, ma hanno detto che mi avrebbero chiamati a settembre e sarei entrata alla lista. Visto che vengo da una famiglia di tumori, io mi domando quanto devo aspettare e chiudo qui. Per quanto riguarda la manifestazione che sono state svolte in varie città italiane, io mi domando, quelli che si coprono il volto, io ho fatto manifestazioni perché ho vissuto il 68, però io non mi sono mai coperta il volto, perché sapevo delle idee che avevo, credevo nelle idee e non ho mai fatto casini, forse erano anni diversi. Però quelli che si nascondono il volto, quelli che prendono le cose, che sono della collettività e le sfasciano, io mi domando
con quale tipo di organizzazione viene svolto oggi come oggi le nostre manifestazioni. Ripeto, manifestare è un nostro diritto, è previsto dalla Costituzione e non ci piove. Però io mi domando, tutti quelli che si coprono il volto, perché si coprono il volto? Con quali idee vanno lì? Creano disagio alle persone che veramente manifestano. Grazie Lorenza, grazie, devo correre perché devo andare anche in pubblicità. Vedete, io lo dico qui tutte le mattine, mi sembra di essere come gli esempi negativi e gli esempi positivi. I bravi ragazzi, come così vengono detti dopo da qualcuno, che sono quelli che ne combinano di tutti i colori, che sono pochi rispetto ai ragazzi bravi, che sono quelli che danno gli esempi tutti i giorni. Ma cosa colpisce? Lorenza, è chiaro, colpisce l'esempio negativo. Primo, il positivo non ce lo fanno vedere poco, eppure ce ne sono. E secondo, l'immagine là. Allora, colpiscono questi, cos'erano? 10, 20 Nicolò che hanno incappucciati, che hanno distrutto, invece di vedere la massa, finalmente, che hanno anni che non vedevamo, che è scesa nelle piazze a tutte le età per la pace, contro le guerre. Sono lavoratori che hanno perso la giornata di lavoro per fare questo, per dire basta guerre, basta, non ne possiamo più. Gli esempi che vediamo in Parlamento, Nicolò, che si azzuffano, che usano dei termini che sono improponibili da sentire, dove dovrebbe essere il luogo con l'etica maggiore. Allora tu capisci che nei giovani ci sono anche le fragilità. Quello che non ne può più e dice adesso lo fanno loro, posso farlo anch'io, mi danno la possibilità di farlo. Allora io penso che dovete essere voi che fermate questi, non devono essere le forze dell'ordine, siete voi che siete in mezzo a questi ragazzi, non parlo di te, certo, parlo ovvio. In generale, siete voi che se vedete quello incappucciato, che sapete già benissimo perché è incappucciato e dove arriverà, di fermarlo, di farlo ragionare, perché io sono convinta che alla fine questi scalmanati che li troviamo negli stadi, li troviamo nelle piazze, alla fine devono essere fermati da qualcuno, però io sono convinta che con la violenza non vai da nessuna parte, è col dialogo, quello che manca in politica, non c'è dialogo. Guarda cosa ho dovuto dire questa mattina, perché non riesco a dialogare, ma non devo dialogare io sto dialogando per quei disgraziati che non ce la fanno, che non hanno parola, ho aperto con le mascherine. Capisci che forse dovete fare quel passo in più, e tu lo stai facendo perché hai fatto parte anche della consulta, di essere voi che iniziate a dialogare tra di voi. Io mi ricordo, poi vado in pubblicità, ma lo devo dire, una volta noi vedevamo sia chi rappresentava Alleanza Nazionale, che erano dei personaggi veramente tosti, ma chi rappresentava, e non faccio nomi perché li sapete tutti, sì. Almirante, Berlinguer, Avanti, Lama, che si sedevano tra di loro nelle tavole rotonde e conversavano tra di loro in maniera pacatissima. Io mi ricordo questa cosa, è sempre qua la vecchia democrazia cristiana, il famoso Andreotti che ne ha fatto anche lui di tutti i colori, abbiamo visto, ma lui non si arrabbiava mai, potevano dire tutti i colori, incassava e poi finiva il potere logora chi non ce l'ha. Ma capisci che forse anche voi dovete fare quel passo più, parlo di ragazzi e ragazze, parlo di capire che forse dovete muovere in maniera diversa per fermare questi esaltati, che poi alla fine Lorenza dice ho visto questi, Sandro, e tutti quelli che si sono comportati bene, che si sono seduti, ecco questa gente che applaudiva nonostante era ferma. Pubblicità. Marilena in linea da Treviso. Ciao Marilena. Ciao Mirella. Allora, cerco di stare veloce. La sanità ha molti problemi, stiamo andando sempre peggio. L'importante è, fanno tanti tagli, l'importante è che non ci sia il bilancio in rosso. Allora io dico, per la sanità così, però per la pedemontana il buco va bene, paghiamo miliardi per quanti anni?
Però per la sanità tagliano sempre. Allora, e dopo i soldi li mettono come vorrebbero metterli, 70 milioni di euro per la tangenziale, che non sarà più tangenziale, sarà a una corsia per senso di marcia, 70 milioni di euro per 2,8 km per non risolvere niente, perché se risolvessero qualcosa uno dice va bene. E sempre ci dicono per eliminare l'inquinamento, ma che inquinamento elimini? Mi metti asfalto e le macchine le sposti, cioè che risoluzione è questa? Poi sì, ci sarebbe molto. Sul discorso della sanità io sai che potrei fare una trasmissione intera, Mirella. Allora adesso ultimamente 2 sere fa è andato in onda la mia intervista sul discorso della mappatura dei NEI che hanno tolto. È una cosa incredibile. Allora continuano a dire adesso l'Angelin e il dottor Benazzi che non si può fare cioè più la mappatura dei NEI, perché non porta a niente, ha detto Benazzi l'altra sera. Ma come? Se uno si trova un neo va dal medico, deve andare dal medico di base, il medico di base vede. Ma la prevenzione della mappatura dei NEI è che ti spogliano e ti guardano tutte, devono guardare tutti i NEI. Io 2 anni fa ho avuto il melanoma al naso, mi è venuto fuori in 5 mesi perché avevo fatto la visita 5 mesi prima, e stavolta lo stesso 5 mesi ero stata e adesso devo toglierlo. Per dirti, non è che non serve, è che non hanno soldi. Questo è il discorso. E anche personale, dico allora, io. Grazie Marilena, ti ringrazio, ti aspetto quando vuoi in trasmissione. Marilena è una guerriera, va detto, sta combattendo veramente da anni, ecco, per il bene, per la comunità. Ecco, dopo veramente con delle battaglie qualcuno dice sono discutevoli, uno vede la propria angolazione, fa le proprie riflessioni, però è giusto ascoltare tutti quanti e capire che c'è anche una cittadinanza attiva che si sta muovendo nel bene o nel male, ma per la comunità. Allora, detto questo, andiamo dal dottor Giacomazzi. Dottore, ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire, come ci saluta? Velocissimamente, allora 2 cose. Intanto la sua analisi politica è eccellente, nel senso che la comunicazione va fatta in modo corretto. Ci sono centinaia di migliaia di persone che sono andate in piazza, ci sono state 120 persone. La comunicazione è stata quasi esclusivamente su queste 150 persone, non su quelle 500.000 persone. Perché sono andate in piazza queste 500.000 persone? Dico al mio giovane amico, fra qualche anno i tuoi figli ti domanderanno: ma questo che è successo a Gaza è successo sul serio? E tu dov'eri? Che cosa hai fatto tu in questo? Io faccio parte di Sanitari per Gaza, portiamo bambini eccetera, ma è molto poco rispetto a quello che stiamo facendo. Io credo che andare in piazza sia il minimo. Poi l'ultima cosa, e poi ringrazio e saluto, volevo ribadire questo appuntamento a Campo San Piero domenica mattina dalle 10 alle 5 del pomeriggio. Oltre ai professionisti che ho detto ci sono gli oculisti, i fisioterapisti, i diabetologi, e c'è la Lega Ambiente Plastic Free che parlano di prevenzione. Per cui siete tutti invitati, è tutto assolutamente gratuito e sono graditi le persone che verranno. E il manifesto è quello verde, dico alla regia. Grazie, grazie e saluto tutti. Guardi, dottor Giacomazzi, io vi devo ringraziare perché è il secondo medico che viene in trasmissione e che dice che stanno facendo con i campi tutto gratuito, anche a Motta di Livenza. Ho avuto la scorsa settimana, ecco, questi medici che si muovono per incontrare le persone e sentire tutto gratuito nel 2025, penso che sia la cosa più bella, specialmente per quelle persone che non possono curarsi, che non riescono ad andare dal medico, che si possa sentire. Perciò da parte nostra, dottor Giacomazzi, diciamo grazie a lei e a tutti i medici che tutti i giorni sono in prima linea gratuitamente anche per cercare di aiutare gli altri. Pensiamo ai medici volontari, anche in questo momento quanti ne abbiamo nel mondo che cercano di portare quel supporto che non avrebbero altrimenti. Perciò grazie veramente e complimenti. Prima però di sentire Nicolò e Romeo Scarpa, sentiamo Leone da Tre Baseleghe. Vai Leone! Ciao Mirella, grazie, saluto tutti gli ospiti. Allora, se non ci fossero stati quei tafferugli, quei danneggiamenti a Milano, avremmo saputo qualcosa sulla manifestazione che hanno fatto a Milano?
forse non avremmo saputo niente. Perciò la colpa è anche del giornalismo, che se non succede qualcosa non sappiamo che c'è stata questa manifestazione. Perciò qui bisogna dire che quello che hanno fatto a Milano, per quello che sta succedendo a Gaza, è poco. Quello che questi due paesi, l'Italia e la Germania, si stanno macchiando un'altra volta di un altro genocidio, quello dei palestinesi, perché non vogliono riconoscere la Palestina. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, dobbiamo anche dire, per la verità io difendo la categoria, noi come Media Nord-Est abbiamo fatto una diretta subito quel giorno e mi sembra che anche le TV nazionali tutte abbiano ripreso, ecco, penso che abbiano ripreso tutto, dopo ognuno la guarda dalla propria angolazione e fa le proprie riflessioni, ma dire che non si poteva, non credo questo assolutamente. Prego Nicolò, come vuoi chiudere, cosa vuoi dire? Un'ultima chiusura la faccio, se posso, su quello che è stato un avvenimento negli Stati Uniti d'America, dove sono stato peraltro il mese scorso, l'uccisione di Charlie Kirk, che è un giovane attivista, è stato di Turning Point, un movimento americano che stava ovviamente avendo molto successo, e anche lì durante lui era amato per le discussioni che creava nelle scuole, nelle università. E secondo me è veramente passato male anche in Italia quello che è successo veramente. Lì è stato un attentato non a Charlie Kirk come persona, come individuo, è stato un attentato alla libertà dell'espressione che, come hanno i manifestanti per la Palestina, giustamente in Italia, doveva avere anche Charlie Kirk negli Stati Uniti, e che è stato ingiustamente ucciso da un attentatore a tutti gli effetti, e quindi ritengo che sia doveroso ricordarlo, perché è un simbolo e sarà sempre un simbolo per tutti i giovani ovviamente che vorranno creare delle discussioni e che vorranno mettersi attivamente e contribuire per il bene che può essere del paese, del territorio e di qualsiasi altro tema sociale, perché tutto parte dal dialogo, come dicevi tu prima, dal dialogo tra le persone, e anche, io torno a ripetere, quello che può essere ovviamente una sana e giusta competitività, che dico a Romeo Scarpa, non intendo dire nel senso io ho ragione e tu hai torto, nel senso dire che se io competo per il meglio possibile, tutti raggiungeremo il meglio. Questo era il concetto. Nicolò, permettimi questa parentesi, ma chi era questo che non lo conoscevamo nessuno? Perché dobbiamo sempre guardare, guardare oltre confine? Perché non guardiamo quello che abbiamo in casa, quei ragazzi che sono morti anche per salvare altri ragazzi o altre ragazze? Cioè, perché dobbiamo sempre cercare il nome americano, lo spunto americano per dire no, ci siamo anche noi? Mi sembra che in Italia abbiamo il più grande numero di associazioni di volontariato, mi sembra, con dei ragazzi bravissimi che tutti i giorni, magari pochi ma ci sono, cercano di aiutare, penso alla Croce Rossa ad esempio, nostra, ma la Croce Rossa è nel mondo, perché dobbiamo sempre, ognuno fa le proprie riflessioni, ma andare a cercare il nome americano per dire anche noi ci siamo. Cioè cerchiamo di capire chi abbiamo in Italia, cosa facciamo, chi sono quei giovani che veramente come questo ragazzo stanno cercando di portare una cittadinanza attiva da tutte le angolazioni, parlo, non ci sono, non lo fate. Allora dovete andare a copiare l'americano, per carità, con tutto rispetto, tanto è vero che io ringrazio invece questa moglie, Romeo, che ha detto basta violenza, io perdono, penso sia stato uno dei messaggi più belli. Allora invece di cercare di supportare la moglie cerchiamo di parare da un'altra parte. Questo non può andare bene, perché noi abbiamo veramente un problema in Italia, che sono quei pochi che si comportano male e che riescono a tenere in ostaggio le forze dell'ordine, i sindaci, le persone che hanno paura di uscire. Dovete muovervi voi, Nicolò. Non era il concetto americano. Ma non era. Allora vediamo anche il logo dell'associazione di Nicolò, vediamo questa locandina.
e poi sentiamo, eccola qua che arriva, ecco qua quella che dicevi prima. Next, esatto, sì. Ecco, spiega cosa vuol dire next. Okay. No, diversamente no, certo. perché voi dovete anche capire che forse oltre all'inglese anche Sì. magari l'italiano magari non farebbe male, perché loro devono capire. Cosa vuol dire, diranno a casa questo? Next allora, anzitutto è next, la T finale riprende Treviso, ovviamente, e poi next è inteso come una visione, cioè un futuro per il nostro paese e per Treviso in particolare, perché torno a specificare, per il momento siamo ovviamente un movimento giovanile, civico, chiaramente, per la nostra città e per la Marca trevigiana, ovviamente. Poi, se un futuro vedremo di raggiungere anche il livello regionale e così via, insomma. Però per il momento Next nasce a Treviso e lavora per Treviso. Però, scusa un secondo, sul concetto americano, poteva essere successo anche in Cina, non è il fatto che sia successo negli Stati Uniti. Il problema è stato l'atto, il problema. Ma ne abbiamo avuto di atti qua in Italia. Sì. Ragazzi, con le mafie ricordiamo magari quel giornalista Siani, cioè lo ricordiamo magari, lo ricordiamo magari. Assolutamente. Grazie, Romeo, devo proprio chiudere. Romeo Scarpa, come ci saluta? Allora, io saluto dicendo che un tempo si diceva che il potente, il politico, deve dare l'esempio. Cioè, io sono un amante del rugby, lì c'è questa frase che è quello, il capitano, che deve dare l'esempio, perché se lo dà il capitano, gli altri fanno. Teniamo conto che la società, praticamente i social, gli algoritmi premiano il litigio. La TV dei dibattiti premia quelli che si insultano. Noi dovremmo, da cittadini, non guardare, penalizzare lo share, penalizzare gli ascolti di queste trasmissioni che non servono a nulla, radicalizzano posizioni di tifosi. Allora, se uno è tifoso, va a vedere il calcio, perché io quando vado a vedere rugby ho in fianco seduto l'avversario, cioè il tifoso avversario, commentiamo l'azione, diciamo guarda che bravo che è stato il tuo, ma non ho mai visto succedere grandi cose. Invece abbiamo travasato la tifoseria violenta del calcio, che serve a sfogare, sostanzialmente è diciamo il circo che non vanno massimo, di sicuro per la partita. È il circo massimo dei romani, l'abbiamo trasformato nella politica. Questo è un errore. Allora i giovani devono trovare a confrontarsi. Allora a me Di Nicolò, quando lui dice di competitività, mi fa sempre come una gara in cui io arrivo prima. Io sono per la competitività, non per niente sono un libero professionista, però è la collaborazione che viene premiata anche a livello scientifico. Cioè io ho un'idea, tu hai un'idea, ci confrontiamo, poi tu dirai io ho ragione, perché ognuno difende la sua, e se tu mi dimostri che hai ragione io verrò con te. Quindi anche nella politica ci dovrebbero essere delle azioni in cui la destra fa una cosa buona, io non ho nessun problema a dire che l'ha fatta la destra, ma basta che sia buona e che io credo che sia buona. Quindi dobbiamo ritornare ad un'onestà intellettuale, e i giovani, secondo me, si devono prendere il potere, cioè devono proprio lottare, come hanno lottato le femministe, per arrivare a questo potere, perché non crediate che i diversamente giovani, come mi ritengo ormai anch'io, lasceranno questo potere. Non lo si lascia, il potere non viene mai lasciato, deve essere preso con le buone, ovviamente, perché anche su Kirk, sull'America, devo dire che l'America ha un problema con le armi molto grosso. Quello che ha ucciso Kirk era uno più a destra di Kirk, quindi però noi andare a rappresentarci che io odio più di te per un fatto successo in America di cui sappiamo poco o pochissimo, se non quello che ci viene dato, io posso solo rammaricarmi per l'atto violento e per la morte di un padre di 3 figli. Questo sì mi rammarico. Qualsiasi cosa avesse detto, perché qualsiasi cosa avesse detto Kirk, non si può uccidere una persona per quello che dice. E da là non ci piove veramente. Grazie, allora ringrazio i miei ospiti, grazie veramente al dottor Angelo Giacomazzi, chirurgo senologo, con questa prevenzione che sta cercando di fare anche con questi gazebo che andranno nelle piazze. Grazie a Romeo Scarpa, vicepresidente Italia Nostra. Grazie a Nicolò Dogau, presidente Next Treviso. Grazie, grazie, pubblicità.
Una cosa così della mia età anche riesci a rimanere anche distesa per terra. A un certo punto ho avuto paura che le facessero del male davvero, di morire. Sì, sì. Ha temuto il peggio la signora Danila, 77 anni, vittima in mattinata con il marito di una truffa finita in furto e colluttazione, nel corso della quale sono stati esplosi dei colpi di pistola, quasi sicuramente da una scacciacani, una vera e propria escalation, quella vissuta in questa casa di via Castelletto, alle porte di Monastier, poche centinaia di metri dalla Treviso Mare. Sono circa le 9 quando un uomo si presenta alla sua porta, si qualifica come un addetto dell'acquedotto. Mi ha detto: signora, vada a prendere i suoi gioielli, vada a prendere i soldi, sennò sono, come che si può dire, contaminati. Una tecnica spesso utilizzata che ingenera confusione e ansia. Lo stesso truffatore, a titolo dimostrativo, si toglie la collanina e la mette nel frigo. Nel frattempo in casa entra anche un altro uomo. Avevo capito ancora prima di andare a prendere le cose. Ma io avevo paura per mio marito perché l'altro aveva anche una pistola. La situazione precipita in pochi attimi. Danila cerca di reagire, il marito ha problemi di salute e deambulazione. Quando ho messo i soldi dentro sul frigo, lui ha tornato a aprire il frigo, ha preso soldi, gioielli e tutto e stava scappando. Io l'ho preso per il collo e gli ho strappato tutta la roba che aveva indosso. Ha sparato. Ha sparato. È vera, non è vera, non so dirle qua. Lei comunque un colpo l'ha sentito? Certamente, è stata quella la grande paura anche per mio marito, perché ha anche 4 bypasser. I due scappano con i gioielli di famiglia e contanti da quantificare, salvo poi tentare di ritornare per riprendersi la collanina, quella messa in frigo, e un paio di occhiali persi nell'alterco. Nel frattempo però trovano il cancello chiuso e così la fuga riprende. Danila si tocca la ferita al braccio, è visibilmente scossa, fatica ad accettare quello che è successo. Una roba incredibile, una cosa che non riesco neanche se l'ho superata. Una truffa verosimile quanto subdola. Sul posto arrivano i carabinieri, anche per questo la donna si sente di lanciare un forte messaggio. E le dico a tutte le persone che siano sempre in 2 e non aprire mai e mai e mai. Allora ringrazio e saluto l'avvocato Fabio Capraro. Capite l'importanza di sentire da chi è nel pezzo tutti i giorni, perché si occupa di queste cose, queste leggi che non riusciamo a capire se sono rispettate, se vengono applicate, questi diversamente giovani che sono fragilissimi, io lo dico tutte le mattine, dobbiamo proteggerli, altro che le scorte per i ministri, perché c'è la guerra in Ucraina, perché in America è successo questo, subito il giorno dopo le scorte a queste persone, quando le mettiamo. Saluto anche Franco Tagliente, artista, attivista sociale, grazie di essere qui anche a Franco Tagliente, però partirei proprio con l'avvocato Fabio Capraro. Cosa sta succedendo? Dove vogliono andare a parare? Perché i numeri per rafforzare queste forze dell'ordine io non li vedo, però sulle scorte le vediamo. Esattamente, infatti il discorso è questo, doveva essere un attimo ridimensionate le scorte. Io personalmente ho visto delle scene imbarazzanti, personaggi che girano con 4, 5 agenti o 6 agenti di scorta, è abbastanza imbarazzante. Io dico, se un politico ha una paura, che si paghi la sua scorta privata, ma vuol dire invece gli agenti è giusto che siano in strada per tutti i cittadini. Il controllo del territorio è la base di tutto, perché è chiaro che non si può pretendere che un carabiniere per ogni abitazione, ma se c'è il controllo del territorio riusciamo a ridurre questi eventi, questi fenomeni. E poi, altra ulteriore cosa, occorre che gli agenti non stiano negli uffici.
tantissimi sono impiegati negli uffici a scrivere, a far verbali, mentre sarebbe più giusto che fossero fuori. Io dico, se ci fosse un maggior controllo del territorio, e penso che tanti la condividano la mia idea anche delle forze dell'ordine, certi episodi riusciamo a evitarli. E per i politici pazienza, anche se viaggiano invece con 10 uomini di scorta e ne diamo 1 o 2, io penso che potrebbero lo stesso... Magari che se li pagano, visto gli stipendi che hanno, ecco, sì, come riescono anche a vivere, mi sembra che potrebbero pagarsi benissimo, sì, queste scorte. Penso che il compenso che gli diamo sia sufficientemente generoso per permettergli questo, ecco. Però, avvocato Capraro, le leggi, ecco, noi vogliamo capire cos'è la legittima difesa, ecco, questa che devi capire come comportarti, perché se sbagli angolazione, ecco, bisogna vedere la portata della legittima difesa, da quale angolazione la prendi, ma cos'è sta roba? Tu entri in casa mia alle 2 di notte, magari incappuczato, io ho bambini, ho figli e mi difendo come faccio? Parla una che ha fatto questo, avvocato, però ho dovuto andare a fare il confronto all'americana. Pensate cos'è costata quella roba di questi ragazzini, perché la mia parola era uguale alla loro, cioè, cos'è? Allora capisce che forse dobbiamo capire... Leggi ne abbiamo anche troppe, oltre 200.000 leggi, ecco. C'è l'imbarazzo di trovare quella da applicare. Nel caso, io ho visto altri episodi, mi pare anche recenti, anche nella nostra regione, ecco, si dice ma ha sparato però ha ucciso, ecco, io dico... Io personalmente ho fatto militare, ho sparato con fucili, mitra. Io dico, una cosa è se uno è tranquillo, calmo, prende la mira, ma quando uno è in agitazione non è che ha il tempo di mirare, aspetta che miro alla gamba destra e quella a sinistra, spara nell'agitazione e certe volte purtroppo il proiettile parte in maniera sbagliata e uccide la persona. Ma se è scappato tu non devi sparare, lo devi lasciare andare, sì, così quello entra da un'altra parte e va a fare un altro furto. C'è qualcosa che non mi torna. Sentiamo Aldo da Castelfranco, poi continuiamo. Vai Aldo. Buongiorno. Niente, volevo dire che chi deve risolvere queste cose in primis devono essere i politici e cambiare le leggi, perché di fronte a questi episodi così gravi sempre gli anziani aggrediti, non solo truffati, ma in questo caso ultimo sono stati aggrediti, quindi la legge, cioè pure i prefetti, i questori, i politici devono fare le leggi ma veloci, fare i decreti leggi di 5 anni d'arresto e mandare via le persone che fanno sei stranieri, mandare via le persone che commettono sti reati, così si difendono gli anziani. E poi puntano sempre gli over 80, ci sarà un motivo. Ma dove finire sta roba? Cioè è proprio impressionante, 3-4 volte al giorno si sentono queste notizie. Poi le vostre forze di polizia li prendono tutti e poi dopo sono liberi ancora. Non va bene. E il politico deve fare, a Roma devono fare le leggi severe. Cosa gli costa fare riunirsi e fare cambiare sti anni di galera? Cioè non niente. Mezz'ora ci mettono. Questo volevo dire solo questo. Buona giornata. Grazie Aldo, sentiamo come commenta l'avvocato Fabio Capraro, prego. Cioè io sono dell'idea che le leggi ne abbiamo già tantissime, ecco, quindi anche troppe. Invece, ripeto, controllo del territorio, gli agenti sulla strada, recuperiamo agenti da tutte migliaia di agenti addetti alle scorte dei nostri politici, recuperiamo agenti, mettiamoli sul territorio e vedremo che a questo punto questi eventi andranno a ridursi. Non c'è altra ricetta. Fare le leggi, ci sono già le leggi, ne abbiamo talmente tante. Allora, la certezza della pena e la legittima difesa, come farle applicare? Perché non mi sembra che succeda questo. Come dice, è a discrezione, bisogna vedere il giudice come la applica. Cioè, è vero che ci sono le leggi, ma se questa legge io la posso applicare a discrezione di quello che penso io e di come la vedo io, basta una virgola per cambiare tutto, cioè non andiamo da nessuna parte. Non è avvocato con queste leggi ci qua. Sono troppe leggi, questo è il discorso. Pensiamo all'epoca di Roma, c'erano poche leggi, erano chiare e precise. Qui abbiamo tantissime leggi dove una legge dice il contrario di un'altra. E chi dobbiamo ringraziare? Le leggi non le fanno né gli avvocati né i giudici, le fa qualcuno a Roma che mandiamo su. Sì, ma noi glielo diciamo, visto che adesso abbiamo anche il coltello dalla parte del manico, che andiamo anche a votare. Voi dovete sempre pensare, quando vi chiedono il voto le persone che vi avvicineranno di sicuro, questa persona cosa ha fatto per me? Chi è? Come si presenta? Cosa ha fatto nel mio territorio? Pensate bene a quello che vi dico, perché è importante, guardate. Franco Tagliente, sentiamo anche cosa fa Franco Tagliente, questo attivista sociale, questo artista, prego, poi vediamo anche il video.
Ma prendendo le mosse da quello di cui abbiamo parlato fino adesso, questa problematica la si può affrontare in maniera così reattiva, invocando l'ennesima legge, come diceva lei avvocato, oppure la si può affrontare andando all'origine. Quindi, perché poi questa problematica, così come purtroppo tante altre, hanno un'origine comune, possiamo dire il decadimento morale della nostra società. Il teatro di cittadinanza, che io utilizzo con la mia compagnia Gli Ecoisti, ha come obiettivo quello di portare in scena situazioni problematiche, sottoponendole agli spettatori, perché siano gli spettatori a dare a quella problematica una soluzione, a trovare loro l'epilogo di quella storia. Quindi una forma di teatro appunto di cittadinanza, perché non parte dal presupposto che la verità sta sempre da una parte di chi in questo caso legifera, ma è anche tra le persone. Quindi in questa circostanza, se dovessimo portare in scena la situazione di questo eccesso di legittima difesa da parte di un povero disgraziato che è stato aggredito, più che affrontare il tema se è legittimo o meno sparare alle spalle o meno, perché poi qui è una questione abbastanza chiara, insomma la legge non ha dubbi. Io affronterei il tema domandando che qual è la soluzione per una società, per la nostra società, per ridurre, per non dire eliminare, per ridurre in maniera sensibile queste forme di aggressione continua che sono quelle raccontate in questa circostanza, ma tantissime altre che ci riguardano. Quindi è la violenza il tema. Il tema è cosa possiamo fare, cosa può fare la nostra società per ridurre il clima di violenza che diventa sempre più acuto, anche purtroppo sostenuto da figure emblematiche a livello internazionale che fanno della violenza oggetto del proprio rilievo politico. Basta. Però vediamo anche la locandina, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, poi vediamo anche il video, ecco Franco Tagliente con il quale noi abbiamo collaborato col Villaggio delle Associazioni, ecco tempo fa, proprio per mettere la cittadinanza attiva, farla partecipare, e ho visto che il risultato è veramente ottimo. Franco, complimenti, perché c'è questa voglia di partecipare. Grazie. Ecco, Franco Tagliente è stato uno di quelli che ha capito che forse anche i cittadini vogliono essere intrigati. Certo. Dobbiamo prenderli per mano, lo faremo, certo. Però abbiamo capito questo, e penso che gli scioperi che abbiamo visto ieri, di quella montagna di persone che sono scese nelle piazze di diverse età per dire pace, basta la guerra, diano anche la politica forse il modo di ascoltare, non solo di sentire, di mettere in atto quello che hanno visto, non solo quei 20, 100 cattivi esempi, ma le migliaia di persone, di lavoratori, di pensionati che hanno perso la giornata di lavoro proprio per dire basta, non ne possiamo più di tutta questa violenza nel mondo. È un segnale, non serve a niente. Chi ha detto che non serve a niente? È un segnale che anche l'Italia, il popolo italiano sta dicendo basta, perché erano anni che noi non vedevamo tante persone scendere nelle piazze come abbiamo visto nelle piazze di tutta Italia. Andiamo a vedere il video di Franco Tagliente. Siete pronti? Pronti? Bene. Allora, azione! Diamo voce ai cittadini perché cambino le cose. Portiamo in scena ciò che piace alla gente. È uno strumento di democrazia partecipativa. Teatro di improvvisazione con gli spettatori che interagiscono. Le opinioni delle persone hanno un valore politico. Il nostro è un teatro futurista perché amiamo il futuro. Raccontaci la tua storia, partecipa! Sono del collettivo di teatro di improvvisazione Gli Ecoisti. Azione!
Allora, avvocato, l'ho vista sorprendentemente, ecco, intrigato da questo teatro. Prego, avvocato, cosa vuole dire? Sono rimasto, appunto, cioè, è simpatica la cosa, è una cosa nuova, cioè che colui il quale partecipa all'evento partecipa anche informativa, cioè diventa protagonista. Diventa protagonista, quindi mi pare una cosa sensata, cioè uno vive di più, ecco, l'evento. Trovo interessante e intelligente la cosa. Sì, perché mentre nei convegni, conferenze, quello che viene azionato è il pensiero delle persone, nelle forme di teatro quello che viene azionato è l'emozione delle persone, quindi è più profondo. Quindi le persone che intervengono come spettatori si trasformano in attori, perché non dicono qual è la soluzione alla criticità alla quale hanno assistito, ma si mettono in gioco, diventano loro attori, si sostituiscono agli attori e interpretano così come loro sentono. Ora, partecipa in maniera più diretta, esattamente, cioè non restano passivi. Luigi da Padova, vai Luigi. Buongiorno. Buongiorno. Ai suoi ospiti. Allora, io sentivo su una radio molto importante nazionale detto ai lavori che diceva che nel nostro paese oggi sono presenti le mafie albanesi, nigeriane e chi più ne ha ne metta. Noi avevamo le nostre, quelle nostrane, si figuri, non ci facciamo mancare nemmeno questo. Ho sentito prima la telefonata precedente, parlava della polizia li prende e poi vanno fuori, ma se vanno fuori è perché c'è una magistratura che interpreta le leggi anziché applicarle, punto. E noi continuiamo a girare attorno a questo osso, che ormai di carne non ce n'è più, no? Ma il problema è quello lì, anche il più grande spacciatore albanese, che è ricercato un po' dappertutto, no? È libero, lo conoscono, sanno chi è, dov'è, compagnia bella, è libero di delinquere. Perché la magistratura non fa niente? È pagata da noi cittadini per fare quelle cose. Noi siamo timidi nei confronti della magistratura, perché dobbiamo essere timidi quando la magistratura non fa quello per cui è pagata? Vale a dire, lei è soggetta alle leggi e le deve applicare, no? Non serve a fare tutta una serie di ragionamenti attorno alla legge, la applichi, punto e basta. Ci sono le prove, c'è il rinvio a giudizio e nel giudizio invece no, abbiamo sentito un giudice di fronte a uno stupro, un giudice donna tra l'altro. Noi non possiamo pretendere che un africano che viene da molto lontano possa sapere che da noi non si possono violentare le persone. Questo è un giudice donna che dovrebbe andare a tirare carriole, non a stare nella magistratura in queste cose. E invece è ancora lì questa donna. Capisce? A me mi si rivoltano le budella quando parlo di queste cose. Perché? Perché continuano a fare violenza contro questo paese persone che dovrebbero fare un lavoro diverso da quello che fanno. E sono pagati. Buona giornata. Grazie Luigi, abbiamo sentito anche le riflessioni di Luigi, poi lo commenteremo con l'avvocato Fabio Capraro. Andiamo a vedere adesso testimoni rapina Monastier. Erano posizionati in contromano, noi arrivavamo sulla strada per Monastier perché dovevamo andare in ospedale a portare un genitore a fare un intervento. Ci siamo trovati strani perché questo ragazzo abbiamo visto che usciva di corsa da questa abitazione, saltavano in macchina e loro sono, quello che era alla guida è partito ferocemente con quest'Audi Station Wagon, quasi da colluttare con noi che arrivavamo dalla parte opposta. È una situazione di estremo pericolo quella che si trovano davanti Alessandro Di Deda e Marco De Rim. Inizialmente anche loro non capiscono il perché di tutta quella confusione alle 9 del mattino in via Castelletto a Monastier. Fatto sta che l'Audi, usata per la fuga, per poco non li piomba addosso. Sono i due uomini primi a soccorrere gli anziani appena truffati e derubati da una coppia di delinquenti senza scrupoli. E noi siamo fermati appunto per vedere cos'era, se avevano bisogno di una mano. Era il signore che
chiedeva di chiamare i carabinieri, che li abbiamo chiamati subito, Alessandro ha chiamato subito i carabinieri. Siete subito mobili? Poi è uscito la signora che aveva a mano sangue e diceva che hanno sparato e li hanno derubati. Siamo fermati quei 10 minuti che potevamo perché avevamo appuntamento, non potevamo stare di più. Nel frattempo arrivano i carabinieri che da un lato ascoltano le vittime e dall'altro avviano immediati accertamenti. Nell'abitazione vengono fatti dei prelievi, effetti personali e segni lasciati dai malviventi. Contemporaneamente si cerca anche l'auto usata per il blitz. È un Audi grigia con tutte le modanature nero lucide, un Audi di una certa rilevanza. Videocamere e targa system sono messi a setaccio in tutta l'area della Treviso Mare e nei comuni limitrofi. I carabinieri sarebbero sulle loro tracce. Per Marco e Alessandro resta solo un rammarico. Volevamo volentieri correre dietro, avevamo in ospedale, appuntamento, eravamo in ritardo e poi tempo che abbiamo preso informazione non riuscivamo a decidere perché ora sicuramente erano distanti. Allora, avvocato Capraro, quello che io non riesco a capire, ho parlato anche con altri avvocati ospiti, anche con dei giudici, dicono non si può fare perché non si piega la protezione civile e gli eserciti nella sicurezza delle persone, come dice lei, del territorio. Cioè le esercitazioni le fanno nel territorio, mi sembrano i soldati che abbiamo, sono anche pagati perché non possiamo fare l'esercitazione sicurezza del territorio. Girano con queste jeep che hanno, se vedono macchine ferme si fermano, controllano chi è e ne abbiamo, anche se ne abbiamo pochi, ne abbiamo, oppure la protezione civile, lo dice la parola stessa. Ma vedete, adesso è diluviato, perciò vedete che la protezione civile ci sarà dovunque e comunque. Ma perché non può essere impiegata? Qui adesso ci sarà anche un cambio regionale, speriamo che qualcuno riesca a capire che protezione civile vuol dire anche altro, non solo quando si esondano i nostri fiumi, per la sicurezza di queste persone, di questi anziani. Guardate che ne abbiamo tantissimi di isolati in queste case, alle 9 del mattino. Prego, avvocato Capraro. Io dico, forse nel passato l'essere umano era più saggio. Nel Medioevo avevamo gli stessi individui che nel periodo di pace facevano polizia interna, nel periodo di guerra diventavano militari. Esatto. E difendevano lo Stato dal nemico. Quindi non capisco perché non si possa utilizzare, appunto, piuttosto che tenerli in caserma a fumarsi sigarette o magari altre cose, utilizzarli sulla strada e dargli dei poteri. Cioè, io non vedo nulla di preoccupante dal punto di vista politico, colpi di Stato che altro. Si utilizzano questi ragazzi come agenti di polizia. Anche perché però anche nello stesso tempo recuperiamo dalle scorte, recuperiamo dagli uffici e allora noi vedremo che ci saranno meno fenomeni, perché io ho visto in certi processi si leggevano intercettazioni dove gli si dicevano andiamo in Italia, tanto là non succede nulla anche se rubiamo. Dobbiamo andare invece in altri paesi, anche i nostri più vicini, Ucraina, Croazia, Slovenia. Cioè, là il controllo è maggiore. Io, mia figlia che vive in Lussemburgo, ho visto c'è il controllo, là non si vedono scene di questo genere qua. Quindi siamo noi che ci mettiamo nelle condizioni che la gente viene qua e dice tanto, anche se rubo il giorno dopo sono fuori. Ho capito, avvocato, però questi qua avete visto, è andata anche bene, questi hanno sparato. Cioè dobbiamo, allora la legittima difesa cos'è? Perché qua bisogna anche capire dove vuole. Adesso io vorrei capire veramente, avvocato, se c'è l'intenzione, visto che la cittadinanza dice io quando vedo le forze dell'ordine, vedo le divise, io sono contenta, mi sento più sicura. Questo è quello che emerge dalle interviste che facciamo. Allora qualcuno vuole capire che abbiamo i numeri per fare questo e dobbiamo metterli a sicurezza della nostra popolazione, di noi tutti, quando usciamo, anche quando siamo in casa. Perché qua ti arrivano in casa tutte le ore, qual è il problema? Se invece ci fosse, come dice l'avvocato Caprara, proprio un controllo del territorio da tutti quanti, esercito, protezione civile, vorrei impiegati che sono amministrativi, invece dovrebbero essere sulle strade, io vorrei proprio vedere se i numeri sono quelli che vediamo adesso e che impauriscono le persone che non escono più di casa, ma hanno paura anche in casa. Sentiamo Mirella da Riese Pio X. Ciao Mirella. Ciao Mirella e buongiorno ai suoi ospiti, l'avvocato, l'altro. E allora dico una cosa, è una grandissima vergogna che a questi nel 2025 siamo presi in questa maniera. In ogni casa vanno a rubare, su ogni casa. Adesso qua ci vorrebbe case là.
Basta, non è possibile che una donna sia maltrattata e dopo fisicamente e dopo insomma i danni morali. Ha bisogno che paga anche i danni morali, l'avvocato che non si può andare avanti così, non si può andare avanti così, maltrattare la gente perché vanno a rubare loro soldi e dopo loro che cosa ne fanno? Lo vendono, prendono i soldi, vanno all'estero, Albania dove chi abita, non mi è giusto così. Grazie Mirella, molto chiara, ti ringrazio Mirella, un grande abbraccio. Allora Franco Tagliente, le telefonate dimostrano anche che io ne ricevo sempre tante, quelle che riusciamo naturalmente a far passare, che non è semplice, ma soprattutto che le persone vogliono parlare, vogliono far sentire la loro voce, chiedono protezione, questa è la verità. Pago le tasse, proteggi, ma perché tu sei un ministro, sei strapagato e ti devo anch'io con i soldi miei pagare la scorta che ho 700 euro di pensione perché anche quelli pagano le scorte, certo. Questa è la verità. Franco? Io per esempio mi piacerebbe immaginare che questa trasmissione a un certo punto si trasformi in una performance teatrale in cui al centro viene messa sì l'episodio, ma soprattutto viene fatta una comparazione come partenza tra quelle che sono le infezioni batteriche rispetto alle infezioni virali. Allora, se abbiamo un'infezione batterica, sappiamo bene, utilizziamo un antibiotico, ma se l'infezione è virale, l'antibiotico non fa niente. Certo. La risposta ad un'infezione virale è l'accrescimento delle capacità di difesa immunologica dell'organismo. Quindi la domanda che io porrei agli spettatori in una performance di questo genere è: ma secondo voi per aumentare le difese immunitarie dell'organismo sociale che cosa è necessario fare? Allora io ho dentro di me una risposta, ma non è la risposta che do io, che vorrei che influenzasse gli spettatori. Mi piacerebbe, anzi magari te lo propongo, fai una volta, una mattina, una performance, la facciamo in 448 qui in studio, perché mi piacerebbe domandare alle persone, per rafforzare le capacità di difesa immunitaria dell'organismo sociale, tu che cosa proponi? Allora, falla subito che abbiamo Vladimiro da Rovigo, che è anche uno molto tosto. Cosa vorresti chiedere? Poi sentiremo naturalmente quello che vuole dire Vladimiro da Rovigo. Bene. Allora, ciao Vladimiro. Allora, ipotizziamo, come io credo, che la violenza in tutte le sue manifestazioni non è una batterica, ma è virale. E quindi, se è virale, non la possiamo combattere incrementando, come diceva l'avvocato, le leggi, e purtroppo possiamo attenuarla, ridurla, ma non estirparla, ricorrendo alle forze di polizia, perché altrimenti occorrerebbe avere tanti poliziotti quanti sono i criminali, che è impossibile. Invece la strada più profonda, più utile sarebbe quella che si iniziasse a ragionare in termini di quali sono le cose che occorre fare perché una società riduca la violenza, che è un'energia che non si dissipa nel tempo e nello spazio. Prego Vladimiro, ciao Vladimiro, grazie. Ciao, mi permetto di telefonare anche oggi. Vedo Mirella, il discorso di mandare i soldati per strada, ma già io è da anni che io faccio l'operazione Strade Sicure, ma poi cosa succede? Per esempio, io ho fatto la zona rossa, cioè che devo mandare soldati praticamente nel quartiere Acele di Padova, che è subito insorta. Non si deve militarizzare le città, qualche è odore di fascismo, di dittatura, via parlando. Cioè, il discorso anche di mandare le persone a protezione civile, se non mi sbaglio, le persone a protezione civile sono persone che vivono nei paesi, nei cittadini, brave persone che hanno volontà e si unisce per fare azioni di bene. Ma questa idea qua, 30 anni fa, con un altro nome era già uscita, perché né i soldati e né la protezione civile e pubblici ufficiali che ha il potere di arrestare le persone, neanche protezione civile. E questo è stato il motivo che 30-40 anni fa, quando è uscita l'idea che le stesse persone potevano fare le ronde,
anche lì apri il cielo e casca giù il mondo. Cioè, è vero che dovrebbe bastare il bravo ragionamento di cittadini diffuso è un numero di forze di polizia ragionevole per dare sicurezza, ma quando che là, per esempio, quello che telefonava prima, che è una roba assurda, una giudice che dopo una violenza fatta su una donna si permette di dire poverini, vieni dall'Africa, non puoi capire. Ecco, cioè, quello che voglio dire è qua faccio, come dire, un complimento al signore del teatro, perché io ho 72 anni e mi ricordo che 50 anni fa ho partecipato a una performance del Living Theatre, se non sbaglio pronuncia, che assomiglia molto a quello che fa loro, cioè era un teatro inglese americano che coinvolgeva gli spettatori. Purtroppo quando andate a fare le vostre performance viene le persone che sono già per bene, che ragiona già bene, che non fa del male agli altri. Vladimiro, aspetta un secondo, fermati, perché Franco Tagliente voleva farti una domanda. Sì, prego. Vladimiro, la domanda è secca. Di almeno un'azione importante per aumentare, accrescere le capacità di difesa immunitaria dell'organismo sociale. Qual è la leva sulla quale tu agiresti? Prego Vladimiro. La ringrazio della domanda perché stavo appunto arrivando a questo, no? Cioè, purtroppo le sue performance, come quelle che mi ricordo che hai fatto 1050 anni fa, va a coinvolgere le persone che è già per bene, che ragiona già bene, che non rompe le scatole e non fa del male agli altri. Ma quello che soprattutto adesso, ovviamente non solo, abbiamo anche tra noi altri le teste baccate. Basta vedere qui che andava a fare i casini in stazione a Milano, no? Ma purtroppo quello che crea adesso i problemi è le persone come quell'africano che è venuta ragazza. Ma dimmi la tua proposta, cosa faresti? Non girare attorno, Vladimiro, dimmi la tua proposta. No, ma sto arrivando. Oppure qui che va a picchiare vecchie nelle loro case, non credo che sia gente solo nostrana, ma le persone che vengono fuori, cioè purtroppo qui che fa male sono le persone che non viene toccate dalla performance e può essere fermata solo da delle legislazioni semplici, ma che deve essere applicata in maniera chiara e precisa e decisa. Bisogna andare a toccare. Perfetto, basta Vladimiro, se no non ce la faccio. Hai detto la tua, abbiamo sentito, poi sentiremo anche Franco Tagliente cosa ne pensa di quello che ha detto Vladimiro, però vorrei sentire anche l'avvocato Fabio Capraro, perché è veramente un momento molto delicato che stanno vivendo. Però prima di questo andiamo a vedere anche cosa ha detto Mazzanti, il comandante dei Carabinieri, proprio l'appello che ha fatto a queste persone, a tutti noi. Andiamo a sentire, poi sentiamo l'avvocato. Dal finto incidente che vede coinvolto un familiare alla paventata fuga di gas dal falso tecnico al sedicente funzionario di banca, presentandosi alla porta di casa o telefonando, ne escogitano ogni giorno una di nuova i truffatori che continuano a colpire, mietendo vittime soprattutto tra le persone più fragili come gli anziani. Le modalità sono continuamente in evoluzione, quindi trovano sempre dei nuovi modi per poter contattare, per poter carpire la sicurezza e la fiducia delle persone a cui si rivolgono. Per cui non rispondete mai a nessuna chiamata e soprattutto fate sempre una riprova, una verifica di chi vi sta chiamando. Le segnalazioni di truffe o tentativi di truffe sono ormai quotidiane. I carabinieri ricordano l'importanza di verificare sempre chiamando il 112 chi si presenta a casa o telefona. E soprattutto ricordatevi che né i carabinieri né le altre forze di polizia e i tecnici delle società o di comuni passano porta a porta a prendere oro o denaro. Infine, non farsi prendere dal panico o dall'agitazione anche quando chi suona il campanello indossa un uniforme, spesso sono false, o paventa esplosioni.
La prima cosa su cui fanno leva è l'urgenza, perché loro hanno necessità, proprio per evitare che vengano fatte le verifiche, di chiedere soldi o di chiedere un comportamento che metta paura e ingeneri un'urgenza affinché appunto le persone si allontanino da casa oppure consegnino il denaro per risolvere la questione il prima possibile. La prima cosa da fare è mantenere la calma. Come dicevo prima, di fronte a un uniforme bisogna avere anche il coraggio di dire di no, nel senso che è vostro diritto fare una verifica. Se c'è una paventata fuga di gas, quindi fantomatici vigili del fuoco o polizie locali vi chiedono di uscire dalla stanza o dalla vostra abitazione, voi potete anche uscire, però avete il diritto di fare una verifica, quindi prendete il telefono, non consegnate nessun tipo di oro o di denaro perché non esiste la contaminazione in questo caso ed è soltanto un trucco per cercare di carpire il luogo dove voi nascondete i vostri averi e quindi dovete come dire, mantenere la calma e dire di no anche a una persona in uniforme. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, poi andiamo dall'avvocato Fabio Capraro. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti, sono Claudio di Marano. Allora, non è che noi non crediamo a ciò che dite, ci crediamo, però vorremmo capire in percentuale tutto quello che si dice quanto riguarda la popolazione, perché a me sembra che è tutto pilotato, perché quando c'è stato l'attentato alla Meloni, che hanno fatto sono 25 indagati e 12 arrestati perché la volevano uccidere, non è che c'è stato fatto un gran cancan, perché siccome un tale Simonetta, che era della segreteria del Fronte Nazionale ex Forza Nuova, e un Fabio, ex consigliere comunale della Lega, ex animatore del movimento Novax, volevano uccidere la Meloni. Non avete mica fatto tutto questo cancan. Io vorrei sapere quanti casi che ci sono stati, il numero di casi di raggiro degli anziani, perché qua sembra che le TV sono pilotate e sono pilotate dalle destre che non vogliono far sapere. Non è che non dite quello che fa, cioè non è che dite il falso, è che dite quello che volete. Il discorso è che pilotando la TV si vuole far credere che praticamente c'è questo allarme. Ma lo dice anche a me, lo dice anche a me, Claudio. No, voglio dire... No, spera bene perché voglio capirlo io. Vai Claudio. No, non dico te, cioè voglio dire che io ho visto le immagini della stazione il giorno dopo, dopo che ci sono state le proteste per la Palestina, era tutto a posto. Allora io dico no, ma se era tutto a posto nelle stazioni di Milano il giorno dopo, non è che hanno sfasciato chissà cosa, però c'erano milioni e milioni di persone in strada, nessuno è andato ad intervistare le persone, i milioni di persone in strada, tutti i giornalisti, tutti gli operatori a guardare uno con dei 4 cose in mano che spaccava un vetro. Grazie allora, Claudio, fammi andare avanti, ho capito benissimo, l'ho detto anche all'inizio che si guardano di più, ma anche le telefonate che ho ricevuto, quei 100 ragazzi, come ha detto il dottor Giacomazzi, invece di guardare le migliaia di persone che hanno protestato in silenzio, rimettendoci anche di tasca propria perché non sono andati al lavoro per la pace e per la guerra. L'abbiamo detto proprio all'inizio questo. Prego avvocato Capraro. Sì, io ho sentito l'intervista al comandante dei Carabinieri e giustamente dà dei consigli di non aprire agli estranei, di stare attenti a fronte di certe richieste. Però dico, io dalle forze dell'ordine mi aspetto qualcosina di più. Ecco, mi risulta che solo a Treviso ci siano circa 250 carabinieri, poi c'è la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, più abbiamo poi la Polizia locale. Mi risulta anche che l'Italia, rispetto alla popolazione, è uno degli stati che ha maggior numero di agenti di polizia rapportati alla popolazione. Quindi, come dicevo prima, e non mi stancherò di ripeterlo, invece di tenere tanti agenti dentro negli uffici o a utilizzare le scorte, mettiamoli nel territorio. Ecco che il delinquente alla mattina alle 9
per raggiungere una località e fare un furto, magari se trova una pattuglia e subisce un controllo, magari ci ripensa un attimo. Oppure la macchina ferma in strada, vado a vedere cosa fa questa macchina ferma, come era ferma la macchina vicino alla casa di questi diversamente giovani. È vero che la violenza si cura anche con la cultura, con la preparazione nelle scuole, però quello è un discorso di prevenzione, ma qui bisogna affrontare un dato reale che la gente si trova a dover combattere. Solo a Treviso, mi pare, nell'ultimo anno, non so quanti furti ci sono stati in tutta la provincia. Bisogna pure arrivare... Perché quelli che veramente fanno denuncia, ma pensiamo anche a quelli che non fanno denuncia. Tantissimi, esattamente, sono tantissimi. Che non fanno più. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io volevo un attimo, perché è stato detto di tutto e di più, dunque purtroppo io non apro la porta a nessuno proprio per... Ho un postino che conosco, addirittura viene a Metascale a darmi la posta, dunque voglio dire, io proprio per prevenzione non apro a nessuno, che sia vigile, che sia al limite, prendo le chiavi, vado giù a sentire, abito in una strada abbastanza affollata, dunque diciamo che lì, vado giù anche in Vestaglia se sono in Vestaglia, ma a parte questo diceva il signore che la prevenzione per i batteri, per gli antibiotici, tutte queste cose qui, no? Ma io credo, guardi, io ho una certa età e ringrazio Dio che tutto sommato sto bene, però piano. Io, vista l'età, prima mangiavo anche la tavola, cioè la prevenzione è anche a tavola, la prevenzione è mangiare la frutta, parlavano del tumore al pancreas, ma c'è gente che non va in bagno magari per 10 giorni, ma allora fatti una domanda, perché non riesci ad evacuare quello che è normale? Allora bisogna, la prevenzione è fatta in una televisione come la vostra, sui giornali, nelle scuole bisogna fare prevenzione, perché io vedo che mangiano tante porcherie, allora che sistema immunitario possono avere sti ragazzi? Grazie Sandra, ma adesso dobbiamo parlare anche di questa prevenzione che facciamo. Tu parli di un'altra cosa, perché appunto parlava di microbi e di batteri prima, appunto Sandra l'ha interpretata nella maniera diversa. Prego Franco. No, ma è utile che Sandra abbia portato sull'alimentazione, perché in realtà quello di cui parlo io è alimentazione sociale, cioè di che cosa si deve nutrire una società perché il suo organismo sia sano. È stato detto da lei avvocato la cultura, la stessa Sandra parla di cultura, di educazione. E allora sono questi gli elementi. Allora è un'educazione alimentare, ma è anche educazione ad una alimentazione sociale che riduca, se non riesce a eliminare, l'atteggiamento di aggressività che non è incanalato, perché l'aggressività è una qualità dell'animo umano. Se non fossimo aggressivi non sopravviveremmo. Solo che l'aggressività è poi come un torrente di montagna che travolge e distrugge se non viene incanalato. Abbiamo Franca da Castelfranco, vai Franca. Pronto? Sì, buongiorno. Mirella, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. L'ammiro moltissimo per tutti gli argomenti che sento sempre. A proposito del... Pronto? Sì, prego Franca. Parla pure al telefono, lei è una Franca. donna giusta per portare avanti questo programma. Ringrazio l'avvocato e anche il signore che è intervenuto per via delle infezioni da curare. Secondo me la magistratura da curare, in primis. La magistratura che non collabora o non fa regole giuste. Grazie Franca, molto chiaro, ti ringrazio anche per il supporto che mi dai. Prego Franco. Ma quello che stiamo ascoltando è un modo per dire basta, no? Quindi basta,
basta le 100 situazioni critiche, drammatiche, a volte tragiche. La questione è che dire basta non è abbastanza. Perché non è abbastanza? Perché dopo la protesta occorre la proposta. Le proposte, quando vengono da quello che dovrebbe essere, diciamo, il sostenitore più accreditato e più autorevole che è il mondo politico, di qualunque colore esso abbia, in realtà le proposte sono deboli. Perché? Perché purtroppo il livello morale della classe politica italiana e purtroppo mondiale è bassissimo. Le persone che sono ai vertici hanno una qualità morale che è molto discutibile. E allora parliamo anche di impresentabili. Parliamo di impresentabili. Quando abbiamo, mi dispiace dover utilizzare questa trasmissione, però è necessario, quando abbiamo ai vertici della quella che era fino a ieri la più grande potenza al mondo, che se ne esce con delle espressioni di violenza come ci ha abituato in questi ultimi mesi, ovviamente mi riferisco a Donald Trump, io dico che abbiamo poco da attenderci di buono. E quindi quando vediamo che in un contesto che raccoglie un'audience mondiale come quello dell'altro giorno, i funerali eccetera, abbiamo la vedova che perdona e colui che dovrebbe essere un punto di riferimento per la società che dice io odio, voi capite che questo è violenza che si perpetua ancorché abbia una ragione di esistere ab origine, ma non è la risposta l'odio che risolve la questione. Certo. Cinzia da Gagliarine, poi andiamo dall'avvocato Fabio Craparo. Vai Cinzia! Sì, buongiorno. Allora io volevo lanciare una provocazione, un suggerimento a tutti coloro che purtroppo subiscono queste violenze casalinghe di furti e quant'altro. Iniziamo a condannare e a chiedere un giudizio penale nei paesi di origine, perché visto che sappiamo, ed è palese, che purtroppo, ahimè, la legge italiana ha degli handicap evidenti e lo si vede e lo si sente ogni giorno, e non è così, secondo il mio punto di vista, in Albania, in Romania e in tutti gli altri paesi dove questi signori provengono, perché io conosco comunque albanesi, rumeni che sono dei veri signori, ok, gente per bene, ok, che darebbero la loro vita per aiutarti, ok? E come ci sono delinquenti stranieri, ci sono i delinquenti italiani, ok? Io sono certa al 100% che se io dovessi, ok, chiedere una perizia, una condanna, una denuncia a una persona albanese che è venuta in casa mia nel suo stato, questa persona non solo mi risarcisce dei danni, ma va anche in galera, perché l'abbiamo sentito in diverse lingue che quando vengono in Italia dicono ah beh tanto in Italia tutto è permesso. Grazie Cinzia, molto chiara. Sentiamo come risponde l'avvocato Franco Capraro. Capite che devo correre perché poi andiamo avanti anche con altri ospiti. Prego avvocato. Allora io dico, uno dallo Stato non può pretendere le brioche, ma pretende la sanità e la sicurezza. Quando viene meno sanità e sicurezza da parte dello Stato, i risultati poi li vediamo. Ecco perché poi si dice la gente non va a votare, e sarà sempre peggio a fronte di mancate risposte da parte dell'organo politico. Però, avvocato Capraro, non è che questi politici, amministratori in generale, li abbiamo un po' viziati col mondo del volontariato, che alzano il telefono, il volontario arriva gratuito e fa tutte quelle cose gratis che loro non potrebbero fare, il controllo del vicinato fatto dai cittadini che si pagano, si uniscono
finiscono tra di loro, fanno rete. Non è che questi messaggi che arrivano alla politica, tanto loro si arrangiano, io non ho il problema. Certo. Prego, avvocato. No, perfettamente d'accordo con lei, che infatti queste forme di volontariato da un lato portano i politici a dire beh, tanto non c'è bisogno, si arrangiano per conto loro, però non è una risposta soddisfacente e ripeto, la risposta effettiva la vediamo in campo in materia di elezioni. Rispetto al passato ormai il primo partito in Italia è della gente che non va a votare, ci sarà pure un motivo, qualche politico se lo sarà posto. All'epoca il povero Andreotti diceva a me basta che vadano a votare, perché se il cittadino va a votare vuol dire che riconosce l'esistenza di uno Stato. All'epoca andavano a votare, sì, nonostante non fosse una politica che dava delle risposte, però qualcosa... bastava questo. Adesso invece neanche tengono più neanche conto di questo. Anche perché... Ecco il livello morale, come diceva Franco. Ecco, il Franco, e purtroppo siamo a questi livelli. Anche perché una volta non è che ti lasciassero solo gli ossi come fanno questi, ti lasciavano anche un po' di carne attorno agli ossi. Adesso questi non ti lasciano neanche più l'osso. Allora, Franco Tagliente, cosa vorresti chiedere all'avvocato proprio per fare quel ragionamento che dicevi prima? Che lei alzerebbe, ad esempio, all'avvocato. Cosa vorresti chiedere? Beh, all'avvocato chiedo di intervenire prossimamente a una delle performance che avremo, che è il processo al Ministro della Salute, della Sanità. Cioè noi insceneremo una situazione in cui è sotto processo un decreto ministeriale che vorrebbe risolvere in maniera equa la questione che ci assilla, che tutti assilla, e però viene messo sotto processo perché la legge che lui promulga è una legge che non è compatibile con le altre leggi, eccetera, e questo processo si concluderà con l'intervento degli spettatori che decideranno se sostenere l'accusa o la difesa. Mi piacerebbe che tu, che tu intervenissi, perché così puoi dare il tuo contributo come legale, no? Magari prendi le parti del pubblico ministero, dell'avvocato della difesa. Del pubblico ministero, forse. Ma ritorno un attimo al tema della violenza. Però poi mi aspetto anche gli altri ministri sotto processo, non solo quello, perché alla fine nella grande scala ce ne sono altri. Adesso li possiamo mettere sotto processo, Franco, visto quello... Esatto. Allora, però molto prossimo, il 2 di ottobre, ci sarà una rappresentazione, si chiama Il Sopruso, questo lo vedrete, insomma, ecco, dove la violenza è esercitata nei confronti dei lavoratori. È una violenza di un fatto realmente accaduto, quindi una violenza subdola. Una violenza, in Italia? Questo è accaduto in Danimarca, ma è riproducibile abbiamo anche in noi Italia. I nostri numeri. Il fatto storico è avvenuto là. Allora quindi sentiamo l'avvocato, ma devo chiudere. Biblioteca di Ponzano alle 8:30. Alle 8:30, alle 20:30, il 2 ottobre. Poi ne riparleremo perché Fabio Tagliente rimarrà ancora qui un po' con noi. Sentiamo l'avvocato come risponde, come ci saluta. No, esattamente, io volevo dire, vengo volentieri e conto non solo il Ministro della Salute, ma anche ci sono gli altri ministri che sono da mettere sotto processo volentieri, quindi come iniziativa è veramente valida, anche perché avvicina un po' più le persone, il cittadino, a quelle che sono le problematiche di tutti quanti. Ecco. Per il resto spero che la giornata, oggi qualcuno abbia sentito il discorso che abbiamo fatto. Non è ammissibile in un paese civile che alle 9 della mattina si verifichino rapine di questo genere qua, veramente è vergognoso. Se fossero delle pattuglie che girano in continuazione e ne abbiamo in territorio, vorrei sapere. Esatto, non per arrestare, perché possono anche solo fermare, poi chiamare le forze dell'ordine, abbiamo appunto la protezione civile, abbiamo gli eserciti, forse. Ecco, invece a me risulta che le pattuglie che girano nella provincia di Treviso siano molto poche. Non voglio dire i numeri perché. Tuo padre era avvocato. Mio padre era avvocato. Era insegnante anche. Era insegnante a Ricati. È stato il mio insegnante. Grande ha insegnato diritto 50-60 anni fa. Avrebbe 100 anni, era nel 25, 60 anni fa. Grazie veramente, grazie all'avvocato Fabio Capraro, mentre Franco Tagliente rimane con noi perché abbiamo un altro video, non ce l'ho fatta. Grazie avvocato, buon lavoro, e ora come pubblico ministero verremo a sentirla. Ecco, sono come pubblico ministero. Bene. Grazie, attenzione, grazie, pubblicità. Abitanti della Terra.
Noi robot. Noi guardiani degli Elohim. Abbiamo preso il potere su tutto il vostro pianeta per aiutarvi a scongiurare il rischio della vostra estinzione. Per questo motivo, grazie a noi e alle attività lavorative che faremo sostituendoci a voi, non potrete più dedicarvi ad alcun lavoro fisico. Vi abbiamo privato di questa libertà perché possiate avere tutto il tempo necessario per meditare su ciò che avete causato a voi stessi ed al pianeta Terra negli ultimi secoli della vostra storia, affinché possiate porvi rimedio. Solo così riuscirete a non più illudervi che la vostra società del capitalismo e la vostra economia sono le migliori in assoluto quando invece sono causa di esecrabili ingiustizie. Arriverete a vergognarvi per le disparità sociali fra poche migliaia di ricchi e miliardi di poveri. Prenderete coscienza della condizione di miseria e schiavitù nella quale mantenete milioni di esseri umani, degli abominevoli abusi sui bambini di cui vi macchiate, della devastazione del vostro pianeta che state causando inquinandolo e spogliandolo delle sue ricchezze naturali non rinnovabili. Proverete le ingiustificate sofferenze che causate negli animali. Non negherete più che il vostro progresso sta violentando la terra con la falsa cultura del consumismo ed il potere delle multinazionali e della finanza speculativa. Finalmente vi convincerete che la vostra specie umana sta correndo verso la sua estinzione prima ancora che acquisisca consapevolezza della sua condizione, prima ancora che recuperiate la dignità umana da lungo tempo persa. Se ci riuscirete, ritornerete ad essere uomini. Solo allora noi abbandoneremo il vostro pianeta e voi sarete nuovamente liberi. Io saluto veramente i miei ospiti, abbiamo Biagio Ciaramella, portavoce dell'Associazione Vittime della Strada, abbiamo anche Elena Renzullo, Presidente Associazione Mamme Coraggio, collegate con noi. Grazie, è rimasto Franco Tagliente che ringrazio per questo video molto importante. Io chiedo soprattutto alla Presidente Renzullo quando saremo liberi. Ha terminato questo video molto importante, questo no nel nostro pianeta se non si impegnano a investire sulla sicurezza. Prima abbiamo parlato di sicurezza dei cittadini per furti, rapine, adesso sulla strada. Cosa vede lei, Presidente Renzullo? La ringrazio di essere qui. Prego. Grazie a lei, grazie per l'invito. Cosa ci vuole? Più manutenzione, più controlli, strade più sicure. Purtroppo abbiamo una matanza sulle nostre strade di vittime che non se ne può più. Sono 17 anni che comunque combattiamo all'indifferenza, ma questo non basta per diminuire i morti sulle strade se non si fa di più. C'è una legge e non viene mai rispettata. C'è una legge dell'omicidio stradale alla quale ho combattuto per 8 lunghi anni, ma non si prende una via d'uscita dove bisogna condannare la persona che ha sbagliato, perché in tribunale si diventa, la persona offesa diventa carnefice, il carnefice diventa parte offesa, quindi non è giusto tutto ciò perché bisogna dare educazione, rispetto delle regole che mancano perché non abbiamo troppi controlli, non c'è nulla e quindi queste mattanze secondo me non diminuiranno mai finché non vengono attuate le leggi vere e proprie, perché le leggi ci sono ma non le applicano, quello è il problema. L'abbiamo sentito anche prima giustamente dall'avvocato Fabio Capraro che diceva proprio questo, Presidente. Quello che però rammarica, Presidente, qui non faccio distinzioni da nord a sud e da est a ovest, è il comportamento che tutti quanti noi quando usciamo di casa ognuno si fa le proprie regole. Tanto qual è il problema? Io esco, corro come mi piace e mi pare, non rispetto la segnaletica, cellulari non ne parliamo nonostante quello che anche col nuovo codice della strada, ma io ne vendo tutti i giorni, e soprattutto la velocità, questa velocità, macchine sempre più potenti, ragazzini che non sanno ancora guidare perché gli addetti ai lavori dicevano escono dalle autoscuole, hanno la patente ma non sanno guidare, bisognerebbe potenziare di più ma non si fa niente, siamo completamente fermi. Presidente, cosa dice? Cosa dico? Dico che il rispetto delle regole non ci stanno, devono tenere bene a mente che un mezzo di trasporto è un'arma
è un'arma sul vero senso della parola. Si mettono alla guida con uso di alcol, uso di stupefacenti, alta velocità, non rispetto delle regole, non è rispetto della distanza, della velocità, non c'è rispetto con il cellulare in mano, non c'è rispetto di nulla. La vita umana oggi è zero sia nei tribunali, è zero sia per tutto, per tutto. Si parla sempre di chi ammazza e mai delle vittime. Purtroppo le vittime non hanno voce, ma ci sono dei familiari dietro le spalle, quindi bisogna essere attenti di quello che si fa e di quello che si dice. Molte volte si parla, c'è una bocca molto dolce, molto affilata, no? Si parla tanto di cose importanti, però alla fine a fatti è sempre zero, e noi siamo stufi di tutte queste cose qua, avere promesse su promesse e poi alla fine non viene mai mantenuto nulla, e questo è un errore molto grave, perché mio figlio certamente, unico figlio, non tornerà mai più indietro, però io cerco di non far andare altre famiglie in un tunnel senza uscita, e all'ergastolo del dolore, una sopravvivenza che quando si perde un figlio si è perso tutto. Si parla di figli perché ho un figlio, ma si parla di un fratello, di una sorella, di un papà, di una mamma. Ci sono tante le vittime, tanti familiari che piangono a ogni vittima. Bisogna cambiare la mentalità e l'educazione, quello che manca, l'educazione e il rispetto del prossimo è quello che secondo me manca veramente sul senso della parola. Grazie Presidente, andiamo anche da Biagio Ciaramella, però prima di sentire Biagio andiamo a vedere il video che ha portato questa presentazione di questo evento il 12 di ottobre, poi sentiamo dalle parole di Biagio Ciaramella, che ringrazio e saluto, ecco come commenta. Andiamo a vedere allora il video. Domenica 12 ottobre, campagna di sensibilizzazione vittime della strada. Panchina bianca dedicata a tutte le vittime della strada, auto e moto d'epoca raduno, con il patrocinio del comune di Gricignano di Aversa, campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, colazione offerte a tutti i partecipanti auto e moto d'epoca, programma ore 9 raduno ore 10 giro nel paese delle auto e moto d'epoca ore 10:30 benedizione panchina bianca ore 11 intervento delle autorità, chiusura dell'evento con buffet presso la Villa Comunale M. Mazzoni Gricignano di Aversa. Domenica 12 ottobre, campagna di sensibilizzazione vittime della strada. Panchina bianca dedicata a tutte le vittime della strada, auto e moto d'epoca raduno, con il patrocinio del comune di Gricignano di Aversa. Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, colazione offerta a tutti i partecipanti auto e moto d'epoca. Programma ore 9 raduno ore 10 giro nel paese delle auto e moto d'epoca ore 10:30 benedizione panchina bianca ore 11 intervento delle autorità, chiusura dell'evento con buffet presso la Villa Comunale M. Mazzoni Gricignano di Aversa. Domenica 12 ottobre, campagna di sensibilizzazione vittime della strada. Panchina bianca dedicata a tutte le vittime della strada, auto e moto d'epoca raduno, con il patrocinio del comune di Gricignano di Aversa, campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Allora, come vedete, da nord a sud, da est a ovest, questi familiari, queste associazioni si stanno muovendo per dire basta a tutti questi morti, non sanno più cosa fare, cosa dire, le hanno provate tutte, ma si continua a rilanciare sperando che ci sia qualcuno che veramente ascolti. E qua è la politica, è lei che può aprire i rubinetti, è lei che può imporre certe leggi, applicare la giustizia, la certezza della pena. Prego Biagio, cosa ci dici? Complimenti comunque, prego. Allora, per quanto riguarda, in effetti la legge c'è, ma a volte non si capisce perché non si attua 100-100, perché potrebbe essere un deterrente per diminuire queste vittime della strada, perché ormai siamo stufi di vedere tutti i giorni 13 morti al giorno, perché in tutta Italia questo è l'allarme. Poi nel sabato, venerdì, sabato e domenica purtroppo le vittime aumentano. Noi in effetti facciamo campagne di sensibilizzazione, ma senza l'aiuto di chi sta dall'altra parte, che sarebbero le istituzioni, ci vediamo inermi in questa battaglia, perché noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, però il problema è sempre lo stesso. Chi deve cautelare il cittadino? Chi deve far rispettare le leggi? Chi deve intervenire se qualcuno non rispetta il codice della strada? Ma anche tramite voi
io ho sempre detto che la Campania mi sembra che non è ancora atterrato il codice della strada, eppure le istituzioni ci stanno. È questo che diciamo. Napoli adesso stanno incominciando non a muoversi, ma a protestare i cittadini, perché più ne siamo e meglio è. Una voce è di tutti, è quello che noi diciamo. Cerchiamo di in strada escono dappertutto, anche per una cosa che non serve a niente, eppure per le vittime della strada non c'è mai nessuno, non collabora mai nessuno, la tragedia è dietro l'angolo, è una roulette russa e noi ci appelliamo ai cittadini per far sì che anche loro devono intervenire, perché non aspettate che arrivi la tragedia, non aspettate che arrivi all'ergastolo del dolore, ma soltanto di fare quello che dobbiamo fare assieme per non farlo succedere. Sentiamo anche Franco Tagliente, la voce, bisogna far sentire la voce. Franco Tagliente, cosa diresti a Biagio Ciaramella e a Elena Ronzullo, questi genitori che hanno perso questo figlio, l'unico figlio, diceva Elena che non tornerà più, un dolore che passa e non vediamo risposte, non ci ascoltano, non ci danno quello che dovrebbe aspettarci di diritto, la sicurezza, la certezza della pena. Abbiamo gli strumenti ma non vengono applicati, non sono obbligatori, le strade sono quelle che sono. Come dare voce? Ecco, che spettacolo metteresti in piedi? Abbiamo visto questo robot, forse alla politica dobbiamo mandare questi robot, forse saranno più ascoltati che queste persone, che questi familiari. Prego. Beh, innanzitutto di fronte al dolore non ci si può che inclinare e quindi non posso aggiungere altro se non un sentimento di sofferenza per la sofferenza altrui. Quello che posso dire è cercare di rimanere quanto più possibile nell'ambito razionale. Il confronto tra i morti per 100.000 abitanti in Italia e in Europa rispetto ai morti per 100.000 abitanti in Giappone è il seguente, vi dico dopo perché il Giappone. In Italia sono 5,1 morti per 100.000 abitanti, incidenti stradali. In Europa una media che a seconda dei vari paesi che oscilla da 5 a 7 morti per 100.000 abitanti. In Giappone sono 2,1 per 100.000 abitanti. La domanda è, ma perché? Allora una risposta semplicistica potrebbe essere, ma là ci sono delle leggi che funzionano meglio. Risposta sbagliata. Perché sbagliata? Io ho fatto un'esperienza molto bella in Giappone. Al di là della bellezza, di tutte quelle cose che potete immaginare, ho riportato a casa un sentimento molto profondo nel constatare la profondità culturale che i giapponesi hanno per quanto attiene il rispetto nei confronti degli altri. La presidentessa prima parlava di rispetto, ma qua non si tratta di rispetto nei confronti delle leggi, perché il rispetto nei confronti delle leggi è un di cui del rispetto nei confronti delle persone e dell'ambiente. Quindi se non si lavora sul fronte dell'educazione al rispetto, incominciando dalla tenera età e anche domandandoci se le famiglie educano al rispetto e non soltanto la scuola al rispetto, perché il primo educatore è la famiglia, se non ci si domanda cosa fare per aumentare l'educazione al rispetto, non ci sarà l'educazione al rispetto delle regole stradali e quindi la percentuale di morti in Italia e in Europa seguiterà a essere più del doppio di quella di un paese che fa del rispetto la sua cifra distintiva. Anche se diciamo la verità, l'obiettivo dei familiari vittime della strada, non solo di Biagio Ciaramella ma anche della Cassaniti e di tante associazioni, è quello di zero vittime, chissà mai se ci arriveremo. Presidente Ronzullo, come commenta quello che ha detto Franco Tagliente? Prego. Giustamente quello che dice è giusto, non è che sia sbagliato, però lei diceva l'educazione giustamente vengono dai familiari e ci sta. L'educazione in seconda parte vengono dalle scuole perché i professori e le maestre diventano i secondi genitori dei ragazzi. Questo ci sta. Però io ritengo che quando io vado nelle scuole e parlo con i giovani, loro sono molto attenti a quello che diciamo,
perché non è che io racconto la tragedia di mio figlio, io racconto quello che succede e quello che può succedere il dopo di una famiglia, quello che a volte non se ne parla, perché nella scuola di solito si parla la distanza, la sicurezza, e invece si fa capire al giovane: se tu sei in un'aula di scuola non getti la carta a terra, così non lo dovresti fare nemmeno per strada. Certamente l'educazione che diamo nella scuola è molto importante e i ragazzi ci ascoltano, però poi fuori diventa un caos, perché non c'è nessuno che li dirige, perché noi siamo nati indisciplinati, nessuno ci controlla. Giustamente lei mi potrà rispondere: perché hai bisogno dell'autorità per avere il rispetto delle regole? Sì, perché noi siamo nati che siamo padroni delle nostre strade, ma non è così. Noi non dobbiamo essere padroni della nostra strada, noi dobbiamo essere padroni degli altri, di stare attenta per gli altri, perché io posso andare piano, posso rispettare le regole e giustamente se non c'è l'altra parte che mi rispetta la regola, io vengo ammazzata, perché magari ho rispettato la regola. Ma se tutti faremo la stessa cosa, gli incidenti mortali diminuirebbero, anzi gli omicidi stradali diminuirebbero. Però giustamente, come dice lei, ci sono tanti familiari, per carità, che magari non controllano i figli, magari che non c'è, ma non rispetto a noi giudicare i comportamenti in una famiglia, perché a me non mi interessa, a me interessa quello che si fa sulle nostre strade, perché in casa magari non si muore, ma sulle strade si muore, e quindi bisogna essere attenti di vigilare maggiormente sulle nostre strade. Vigilare, sapete cosa significa? Significa essere guidati come le mollichine, perché noi siamo fatti così. Se abbiamo un controllo, giusto? Io gli faccio capire, se io mi sposto dalla mia città, io metto la cintura di sicurezza, giusto? Perché ho paura che mi fermano per strada i carabinieri, polizia, le istituzioni. Se invece mi abituerei anche nella mia città, perché è importante, perché io la cintura la metto anche se vado di fronte alla strada, perché è importante la cintura di sicurezza, non solo ci salva la vita, ma per quello che ci dicono nei processi, giustamente, è come il casco, che se non aveva il casco suo figlio non moriva. Quindi io ne so di cotte e di crude, perché sono 17 anni che seguo altre famiglie nei tribunali. Allora sentiamo anche Biagio Ciaramella, grazie Presidente, andiamo avanti così sentiamo un po' tutti. Prima Franco Tagliente diceva che ci sarà questo spettacolo dove sarà coinvolto anche il Ministro Valditara per cercare di capire e anche di chiedere alle persone che parteciperanno cosa chiederebbero al Ministro, alla leva. Allora Franco Tagliente, cosa chiederesti a Biagio o Ciaramella proprio se avessi di fronte magari il Ministro Salvini? Prego. Beh, se avessi di fronte il Ministro che ha come dovere quello di far sì che la scuola funzioni nella maniera migliore, gli farei questa domanda. Da quando è stato introdotto l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole italiane, lei mi sa dire qual è l'insegnante che se ne sta curando? Perché, vede, signor Ministro, io mi sono preoccupato in alcune scuole di chiedere agli insegnanti chi si preoccupa di questo insegnamento e la risposta è stata che non c'è nessun insegnante di educazione civica, che l'educazione civica è in capo ad ogni insegnante che dovrebbe preoccuparsi di trasferire agli studenti quelle che sono le buone norme di comportamento civile. La questione è che ogni singolo insegnante da me interpellato ha anche eccepito il fatto che questo ulteriore impegno a loro carico confligge con la necessità di portare avanti il cosiddetto programma, perché il programma è la parola cardine dell'insegnamento delle scuole italiane, cioè gli insegnanti sono preoccupati di portare avanti un programma. La didattica. Quindi la didattica ha una funzione, ecco. Quindi non c'è spazio per inserire quelli che sono i contenuti dell'educazione civica, che non possono essere soltanto dei dettati di articoli o delle enunciazioni. Per educare, quindi non istruire, ma per educare l'educazione civica occorre qualcosa d'altro, e concludo. Quindi, caro signor Ministro, due sono i casi. O lei vuole fare una cosa seria e incomincia a interrogarsi sul far nascere la figura di insegnante o comunque di educatore all'educazione civica nelle scuole, o altrimenti elimini questa buffonata e cancelli l'educazione civica così come è stata cancellata fino a pochi anni fa.
Allora sentiamo Biagio Ciaramella cosa direbbe il ministro Salvini, cosa chiederebbe, tante battaglie, tante guerre da nord a sud, da est a ovest, i morti sono tantissimi, specialmente in questo periodo con le motociclette, questo airbag che non viene applicato, queste strade sicure che avrebbero la possibilità di avere anche questi guardarelli, tante cose per mettere in sicurezza, ma i soldi sono andati da un'altra parte. Prego Biagio. Non si sente. Microfono. Amico che è presente, dato che noi viviamo la realtà anche di quello nelle scuole, si devono attrezzare le scuole, perché se è materia di studio sono loro gli insegnanti e si devono attrezzare. C'è chi fa la legge e chi non la rispetta, però in questa situazione noi stiamo con altre associazioni, stiamo creando dei tutor che potrebbero andare nelle scuole a fare queste cose di corsi di sicurezza stradale. Diciamo che questo è quasi il primo anno che stanno incominciando a mettere l'azione civica nelle scuole. Allora devono essere i presidi ad informare e a scegliere nelle scuole dei tutor, delle persone che insegnano ai ragazzi, perché sono 30 ore mensili, perciò non è una barzelletta questa. Il problema, la legge si fa, allora noi chiediamo soltanto al ministro Salvini, che deve intervenire anche nelle scuole con il ministro dell'istruzione, di pretendere dalle scuole, perché è un'istituzione e se è una legge la devono prima le scuole adoperare, perché l'educazione civica raggruppa tante cose. Però in effetti si devono formare delle persone che capiscono prima loro l'insegnamento, poi non c'è problema, perché ci stanno dei libri che insegnano, perché la storia va insegnata sul libro, la geografia va insegnata sul libro, e il problema è che non è quello che non capisce, è che la preside o chi è che sia o il provvitorato non dice che la materia questa qua si deve inserire. Il problema è oltre. Noi stiamo facendo del tutto con altre associazioni di fare dei tutor, però attenzione, noi pretendiamo che nelle scuole l'educazione civica deve parlare anche di educazione stradale, che poi raggruppa tante cose, perché noi siamo testimoni, però ci sta la polizia che insegna il codice della strada, i professori che dovrebbero studiare la materia purtroppo di quanti morti ci stanno sulle strade, e far vivere quella tragedia ai ragazzi, così almeno quando escono di là e poi vanno fuori alla strada non pensano che noi in effetti siamo una mosca. Ti fermo un secondo perché abbiamo Gianfranco Valeri sull'amica della linea. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Io condivido quasi totalmente quello che avete detto, però signora Mirella, l'insegnamento, io sono stato papà e adesso sono anche nonno. Quando mia figlia veniva via con me già da piccola, gli insegnavo come si funziona, come si guida, i segnali e tutto. Adesso che sono nonno faccio le stesse cose, se metto su un nipotino in macchina e vedo e tutto. Adesso uno è già diventato anche grande, l'altro è ancora un po' più piccolo. Però ecco, sarebbe già fondamentale questo se i genitori e i nonni, quando portano quelli che non hanno ancora la patente, praticamente insegnare come si comporta sulla strada. Poi una cosa ho visto che questo posso testimoniare dopo tanti anni che ho fatto sulla strada. Mirella, non c'è la manutenzione ordinaria delle strade, è proprio sparita, non dappertutto, specialmente da noi che siamo invasi dalla nebbia, tante volte le righe non ci sono, segnali di orizzontale e verticale. Nella manutenzione ne impiegano pochi soldi. Poi la terza cosa, signora Mirella, con tutto questo traffico ci vuole più che lo Stato assuma più personale e che sia addetto solo al controllo della strada, non magari demandarlo a fare altri servizi, e vedrà che le cose magari dovrebbero cambiare, ma secondo me dobbiamo essere noi per primi. Dopo la scuola sono d'accordo, tutto quello che dite, scuola guida per prendere la patente, però anche noi dobbiamo dare il nostro contributo. Ecco, buongiorno, grazie, buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, grazie. Sentiamo Presidente Renzullo come commenta quello che è stato detto, anche la telefonata di Valeri. Io da piccolo insegnavo a mia figlia quando saliva in macchina con me. Prego Presidente.
Condivido in pieno quello che ha detto cose giustissime, come diceva prima il signore, non mi ricordo, mi scusi, per quanto riguarda i familiari, l'educazione prima dei familiari, ed è giusto quello che diceva il signore alla telefonata, perché insegnare già da piccoli bambini, ed è giustissimo farlo da piccoli, perché quando si è grandi sono strutturati, già hanno preso le loro strade, quindi condivido in pieno, sinceramente. Biagio, prego Biagio. Allora, sono dello stesso parere della nostra Presidente, perché anche io faccio parte delle Mamme Coraggio, essendo il segretario, oltre alle 2 associazioni che sono vicepresidente. Condivido in pienamente, però un pizzico di controlli sulle strade, perché giustamente noi insegniamo a tutti quello che si deve fare, le autoscuole, però c'è sempre quell'attimo di presenzione dei ragazzi con il rischio di voler andare oltre a quello che dice il sistema. Se una strada va a 80 all'ora, uno va a 130. Questo tutor non fa altro che prendere i verbali, però a volte significa anche non educare i ragazzi. Prima invece si metteva la paletta, si fermava le persone, si controllavano. Noi a Napoli un mese fa hanno controllato una giornata o massimo 2 giorni, in un fine settimana hanno trovato più di 200 persone autisti che non avevano assicurazione, non avevano il collaudo. Immagini un poco, se lo farebbero tutti i giorni, quante macchine sparirebbero dal transito di Napoli. Quello che ti dico, io ho un napoletano che viene al Banco Solidale e anzi voglio ringraziare anche tutti i volontari, tutti quanti in generale di tante associazioni che anche oggi sono in prima linea per riuscire a far respirare queste persone, queste famiglie in difficoltà, perché non ce la fanno più, perciò grazie anche a tutti questi volontari. Però mi dice, vi lamentate voi qua, vieni a Napoli a vedere come guidano, fai un giretto al sud a vedere cosa succede, vi lamentate voi, ma allora le regole sono divise a metà, al nord una parte e da un'altra parte invece tutto l'incontrario. Come si guida a Napoli? Cosa sta succedendo? L'hai detto tu, sono numeri veramente che fanno rabbrividire. Prego. Allora io devo dire una cosa, la devo dire perché tanto ormai già è scattata una specie di denunzia che noi abbiamo fatto come associazione, tutte e 3 le associazioni, e io portavoce. Abbiamo, chi conosce Napoli, l'asse mediane che in effetti parte da Nola e arriva al Lago Patria, sono 70 chilometri di tragitto. In un tavolo tecnico della prefettura io ho mandato un'email a tutto il tavolo tecnico e di cui all'ANAS di mettere a posto delle situazioni su quella strada. Nel tavolo tecnico mi hanno promesso che massimo 6 mesi incominciavano a fare sull'asse mediano. Ci sta segnaletica statale dal terzo mondo, erbaccia dappertutto, in effetti il rispetto del codice della strada, degli utenti della strada, ma anche da chi dovrebbe gestire la strada, non c'è proprio. Mi hanno detto che stanno facendo a parte che l'asse mediano è tutto scuro, non c'è visibilità la sera, ma questo mi hanno detto che nei prossimi mesi incominceranno a fare dei lavori. Io gli ho detto senza peli sulla lingua al tavolo tecnico di questa nostra riunione, io ho detto aspetto i 6 mesi, dopo 6 mesi porterò tutti i documenti in procura, perché noi non siamo nessuno come associazione, dobbiamo solo segnalare, poi il resto è la procura che lo dovrebbe fare. Da Roma, dal Ministero Salvini, già hanno iniziato una pratica per quanto riguarda i controlli sul territorio, cosa succede su quest'asse mediano. Però una cosa all'ultimo me l'hanno scritta: qualsiasi cosa succede adesso o fra un anno o prima di un anno è sempre responsabile il gestore della strada. A questo punto io dico, ma tecnici che voi lavorate a Città Metropolitana, all'ANAS, vi rendete conto che noi vi troveremo nei processi quando ci costituiamo parte civile per i morti che stanno sulle strade e poi giustamente la politica non fa aggiustare le strade? Questo è assurdo, perché chi comanda è la politica, però chi ci va di mezzo sono i tecnici che hanno il ruolo di sorvegliare.
Allora grazie, adesso sono in chiusura, sentiamo come ci salutano gli ospiti. Allora iniziamo da Franco Tagliente. Franco, come ci saluti? Mi saluto riferendovi un dato oggettivo, no? Perché poi al di là dell'idea che ci si forma... Bene, i morti in Italia per incidenti stradali, in Italia, sono 51 per milione di abitanti. In Campania 39. Con questo saluto da Franco Tagliente con i numeri, ringraziamo Franco Tagliente, lo aspetteremo ancora. Presidente Renzullo, come ci saluta? Io vi saluto con un ringraziamento per l'ospitalità, ma vorrei dire basta morti sulle nostre strade. Specialmente anche da Mamme Coraggio, come state facendo. Grazie anche alla Presidente dell'Associazione Mamme Coraggio Elena Renzullo, collegata con noi dalla Campania. Salutiamo anche Biagio Ciaramella. Biagio, come ci saluti? Io vi saluto solo in una cosa: il nostro dovere è di dire alle istituzioni controlli sulle strade per diminuire i morti. Se sono sordi, purtroppo la mattanza aumenta. Solo questo voglio dire. Noi ci fidiamo delle istituzioni, ma anche loro devono fare la loro parte. Biagio, l'ultima cosa che ti chiedo, ecco, cosa fare per anche il rispetto della strada? Ecco, cosa vorresti dire alle persone che ti stanno ascoltando, ecco, prima di uscire da casa rispetto soprattutto a tutte le età? Allora noi come associazione vogliamo dire personalmente, in effetti rispettate il codice della strada, che è meglio arrivare mezz'ora di ritardo, però arrivate bella a festeggiare a casa vostra, tranquilli sul divano, a vedere un film oppure a mangiare con gli amici. Il problema è proprio questo, la fretta di non rispettare il codice della strada, o in quel momento vi sentite superiori a tutto, vi porterà purtroppo a dei danni. Però il problema è anche dopo che le famiglie sentiranno di cotte e di crude dalle istituzioni, da chi va a fare le indagini, e purtroppo nel processo, come è derivato dal nostro processo, dopo 17 anni stiamo ancora al primo grado. Perciò questa è una mortificazione per l'Italia e per tutte le vittime della strada, perché dall'altra parte a volte si ignora la tragedia. Dice ormai è successo, non è vero, è una famiglia che non esiste più, non si vive più in casa e noi purtroppo lo sappiamo bene. Grazie veramente a Biagio Ciaramella, grazie a Elena Renzullo, grazie a Franco Tagliente, e adesso andiamo a vedere la posta di Mirella, l'assegno di Mirella. Ciao grande famiglia di Veneti schiacciati, oggi siamo a Padova e stiamo per entrare a Palazzo Moroni, dove ci attende l'assessore Nalin. Andiamo! Assessore Marta Nalin, intanto grazie di averci ricevuto. Lei sa che io sono qua per un caso particolare di un'estrema delicatezza e spero che lei veramente mi aiuti, perché c'è una minorenne di mezzo e io cercherò di mettersela tutta perché lei ha chiesto aiuto, forse anche più della mamma. Cosa dice assessore? Beh, innanzitutto ringrazio voi per questo servizio che fate. Sicuramente è utile anche per il comune sapere che ci sono delle realtà sul territorio, su tutto il territorio, che si prendono a cuore situazioni difficili, segnalano e con i loro mezzi cercano di aiutare. Quindi sicuramente questo innanzitutto per ringraziarvi. Assessore Nalin questa mattina ha chiamato un papà a Sveglia Veneti, dicendo non è giusto portare via i bambini a un papà o una mamma che non ce la fanno ad aiutarlo a crescere per vari motivi. Un bambino mi ha scritto: io farò il bravo di più perché io voglio ritornare a casa, ma questo bambino non è ritornato a casa e non mi sembra di aver conosciuto due genitori con altri due figli grandi, bravissime ragazze, che era proprio un motivo per togliere questi. Due ne hanno tolto, assessore. Non lo trovo giusto, assessore. Dobbiamo lavorare, secondo me, di più sulla famiglia, aiutare la famiglia, non togliere i bambini, indipendentemente dalla situazione. Però questo non viene fatto, assessore, e si spendono tanti soldi per le case e famiglie, perché costano al giorno più di 100 euro.
Allora, il lavoro grande sulle famiglie che viene fatto è un lavoro importantissimo che ha proprio questo obiettivo, quello di mantenere i legami familiari. E quando si arriva a prendere una decisione tragica come quella di allontanare i bimbi alla propria famiglia, è una decisione che viene assunta con un provvedimento del tribunale. Stamattina sono stata dall'assessore Marta Nalin, che è l'assessore sociale del comune di Padova. Noi ti avevamo promesso che avremmo fatto di tutto per aiutarti, così è stato, così è, perché oggi sono qua, perché il tuo caso è stato commovente, nel senso che tu hai detto: io non ce la faccio andare avanti così, io ho una figlia con dei problemi, ho uno sfratto che mi sta sulle spalle, fra poco arriverà, non ce la faccio col lavoro che faccio a mantenere la famiglia, perché lavoro pochissimo e perché la sera devo stare a casa con mia figlia, perché ha dei problemi naturalmente, e io cosa faccio? E hai chiesto aiuto. Allora, cosa vuoi dire? Beh, innanzitutto ti ringrazio, Mirella, perché sei l'angelo dei capelli rossi, secondo me. E niente, io spero appunto che questo colloquio che tu hai avuto con l'assessore mi dia una mano a me e mia figlia, anche perché, ripeto, io faccio un lavoro di 4 ore tramite una cooperativa, mi pagano pochissimo, e quindi sono spaventata di tutto quello che mi può arrivare. Il fatto che tu mi dai un sostegno per me è veramente una manna dal cielo, perché no, non voglio piangere. E comunque ecco, io spero di risolvere perlomeno un minimo indispensabile dei miei problemi, questo sì, e mi auguro di riuscire a trovare un lavoro, veramente un lavoro con la L maiuscola, a tempo indeterminato, di almeno 6-7 ore dalla mattina al pomeriggio, in modo che possa, diciamo, mantenere me e mia figlia il minimo indispensabile. Cosa vuol dire trovarsi in queste situazioni? Tu sei ancora giovane, hai una bellissima figlia, bellissima, però con problemi. Cioè, cosa vuol dire affrontare la vita tutte le mattine, tutti i giorni, e sapere che non è così semplice sbarcare il lunario, ma soprattutto arrivare a sera? Vuol dire piangere tanto, Mirella, vuol dire piangere tanto, e vivere con la paura. Ma la paura di cosa? Di non farcela. Ma tu devi farlo per tua figlia, perché tu sai che tu sei lo specchio. Sì, ma quando ti vedi arrivare le bollette, luce, acqua, gas, poi c'è il bollo della macchina, poi c'è l'assicurazione, e tu non hai entrate. Io, infatti sì, sono viva per mia figlia, perché veramente... Quanto bene vuoi a questa ragazza? È la mia vita. Allora Giuseppina, questo è l'assegno della grande famiglia dei Veneti Schiacciati, che io ti consegno perché so che ne hai veramente bisogno, specialmente dopo questo lutto. Cosa vuoi dire, Giuseppina? Grazie mille, Mirella, io veramente non ho parole, siete veramente degli angeli. Io ho detto anche a mia figlia, Mirella è l'angelo dai capelli rossi, e tutti quelli che ci stanno dietro. È un assegno che mi può aiutare tantissimo, come tu sai anche in trasmissione avevo detto che ho dei bolli dell'auto da pagare e ho il timore che mi arrivi l'Equitalia. Con questo assegno potrò finalmente pagare sti bolli dell'auto e mi sento anche un po' più leggera. Certo che questo assegno mi salverà parecchie cose, parecchi problemi, questo poco ma sicuro. E adesso ti commuovi, finalmente. Ormai faccio un po' schifo perché piango con niente ormai, perché si vede che sono provata. Ho sofferto tanto questi ultimi 2 anni, soprattutto in questo periodo per mia mamma, che ho sofferto veramente tanto. Allora noi ti facciamo un in bocca al lupo, noi vi saremo vicine, io seguirò tua figlia. Grazie mille, è perché a lei piace cantare. Ecco, e vedremo cosa succederà. Comunque auguri. Grazie Mirella.